chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Anche questa mattina apriamo con le donne, due donne impegnate nel sociale, impegnate nell'arte, impegnate a dare anche dei messaggi positivi. Noi ci siamo, stiamo cercando di rimboccarci le maniche per vedere di dare, ecco, mettere questa goccia famosa tutti i giorni per migliorare la qualità della vita della comunità. Non delle donne o degli uomini, ma delle persone, che è molto importante. Ne parleremo questa mattina con Emanuela Gianetti, artista arte contemporanea. Grazie Buongiorno, Emanuela grazie di essere ritornata a Sveglia Veneti, una donna molto impegnata, sta cercando veramente di trasmettere tramite l'arte questa donna, questa fragilità della donna. E saluto anche la dottoressa Rita Cian, coordinatrice Centro Incontinenze e Stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie anche alla dottoressa Cian. Allora, iniziamo proprio da lei invece, dottoressa Cian, perché la fragilità, cos'è la fragilità per lei? Lei tutti i giorni tocca con mano queste fragilità, anche in situazioni dove è difficile spiegare quello che ti è capitato, quello che non vorresti che ti fosse mai capitato, ma soprattutto far uscire queste persone con la speranza di riuscire a migliorare, che il sacchetto non diventa un problema, ma il problema è mentale, devi accettare questa condizione di vita diversa da quella che era prima. Prego, dottoressa Cian. Certo, Mirella, noi siamo sanitari, diamo il nostro supporto attraverso l'ospedale,
Abbiamo questi pazienti che sono pazienti molto fragili perché vengono colpiti dalla malattia e in seguito alla malattia poi portano comunque un cambiamento del loro corpo. Portando questo cambiamento del corpo cambia completamente la loro vita, i loro rapporti sociali, cambiano i rapporti con la famiglia, subentrano paure, subentrano anche pensieri che non ce la possono fare. Ecco, noi siamo lì per aiutarli e per supportarli. Ogni giorno ci confrontiamo con questi pazienti che per noi, seguivo anche la trasmissione dell'altro giorno, il dottor Santoro, il mio responsabile, riportava questa frase, sono famiglia. Famiglia, per noi è una parola importante perché ci chiamano, ci vengono lì anche senza appuntamento, le nostre porte sono sempre aperte, i nostri telefoni squillano in continuazione e noi cerchiamo appunto di supportarli in questo momento difficile dove loro pensano che la loro vita sia finita. No, non è finita, comincia una nuova vita dove dobbiamo affrontarla in un modo diverso. Ecco che però avere dei punti di riferimento importanti come il centro stomie dell'ospedale di Treviso offre a queste persone, credo sia una bella cosa e anche una cosa di tanto aiuto. Io ho aperto questa trasmissione questa mattina, dottoressa Chan, con questa canzone di Franco Califano, nel senso di capire qual è la libertà, dove arriva la tua libertà, dove inizia la mia, perché è molto difficile passare questo gap, perché nel momento che viene diagnosticata questa malattia, ecco, la tua libertà, se non sei accompagnato nella maniera giusta e nel modo giusto, tu pensi sia finita. E pensate anche a casa, deve essere una cosa veramente traumatica, specialmente per un uomo. Noi nasciamo, e lei lo sa che lo dico sempre, col pannolone da bambine. L'uomo non sa, non riesce ad accettarlo, specialmente se è anche ancora un uomo virile, un uomo forte. Invece capire invece che più prevenzione, come dico io, meno pannolone, dovrebbero capirlo. Questo uomo che fa fatica ad arrivare a voi, a farsi visitare, a farsi controllare, perché proprio psicologicamente non accetta, anche se sa che ci sono questi disturbi. No, cosa dice? È vero? Fa fatica? Assolutamente condivido questo, è una realtà che noi affrontiamo tutti i giorni, specialmente nel campo maschile. L'uomo fa molta più fatica rispetto alla donna. Ecco perché noi abbiamo costituito all'interno del nostro centro una figura psicologica dove appoggiamo questi pazienti che fanno anche dei percorsi importanti e attraverso questi percorsi raggiungono una loro autonomia e una loro consapevolezza di quello che è la loro malattia e la loro problematica e anche l'aiutano anche a risolverla. Il pannolone sì, non viene accettato nella maggior parte dei casi, però noi siamo lì anche per questo, per far capire che comunque è un supporto a quello che è una malattia improvvisa che è capitata e che non possiamo fare niente da un certo punto di vista, ma possiamo accettarla e vivere la nostra vita in un altro modo. Molto chiara e la ringrazio, dottoressa Chan, per queste parole. Abbiamo una telefonata al nostro Rinaldo. No, dovete darci un premio, guardate che lo stiamo facendo per voi, per quelli che si vergognano, che non capiscono, che non vogliono sentire e poi noi dobbiamo, perché famiglia. Ecco, poi quando rientrate in casa i problemi sono della famiglia, perché forse se ascoltaste di più queste donne che vi sollecitano anche, andiamo dal medico, fate visitare, ascolta, ecco, forse dovete ascoltare di più maschietti, noi donne, quando vi consigliamo. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno alle tue ospiti. Allora, qua ti darò un esempio, perché fin ai 75 anni non sono mai andato da un medico, purtroppo. Per questa carenza che ho avuto, che non avevo visto andarmi a visitare, perché così, perché qua mi pareva di essere fatto del ferro, da 75 anni in poi mi veniva fuori di tutto. È colpa mia, perché non ho mai avuto, ho sempre creduto che invece purtroppo, bene, ma dopo la vecchiaia bisogna accettarla, perché la vita è fatta così, la vita è un percorso
per tutti, e se ti sei fortunato, ti vivi questi problemi. Dunque, dico caro, perché con questi problemi non mi fa piacere, mi ha rimesso in piedi, ma è vita che è lo stesso, perché deve si dire, taccai un ciolo, ma sorella a terra. E perché? Perché finché dire sorella a terra, che fortunatamente ti dà e a testa a posto, ti sei buon arrangiato un pochetto, se sta bene. E dopo la vita è questa, è la filosofia spicciolenia. Però dopo ti godi anche delle robe che prima non ti osservavi. Non io con un psicologo e la vita ti insegna tutto, perché ti nasci che non ti insegna che buon parlare. Ti vivi che ti ha vissuto tanto e ti devi imparare non dai libri, sul vivere, per strada e robe, devi imparare, perché sono nato qua per pensarti. E robe che devi imparare in strada, i libri, siamo già noi altri, non siamo libri, siamo enciclopedie per quello che abbiamo passato. E bisogna accontentarsi di quello che abbiamo adesso. Giustamente dopo che ti ha ancora più bisogno e ha bisogno ancora di più aiuto. Ma se sei voi, guarda, se tante persone come queste tre signore qua, che sono tutte e tre, a dargli una mano alla povera gente, a chi che soffre. E ora anche un verso, sapendo che le persone come lui altri, che dà una forza, che dà un appoggio. Il più importante è quello che facevano gli altri, quello che ha fatto a Sanremo, di dargli 200.000 euro a quel deficiente che cremerà, quello che va. Ma si è permesso, con 200.000 euro gli comprava 200 carrozzelle per dargli ai disabili che non puoi torsere. C'è una vergogna, e la televisione italiana poi solo che vergognarsi, nessuna mia responsabilità, perché come ti va a dare via tutti i fischieri, che cretini, che non è vero, ma io ho alzato 800.000 euro per una settimana, ma persone che da 500 euro di pensione non sa se mangiare o se curarsi, ma che siamo diventati, siamo gli ultimi gnocchi che viene su dalla pignata. Perché gli italiani gli crede a tutto, ma la vita non sei come ti dice ori, e ori con la carne, dal culo sul buttino, gli sei a posto, gli ha capito, un po' di lasciare, così è andata con 1.000 euro al mese, paga l'affitto e medicine, vai, sono andato Dai Rinaldo, taglia! Dai, va bene Mirella, buongiorno a te e persone come gli altri dovrebbero essere di più. Grazie caro Rinaldo, sì, perché Rinaldo è un libro aperto, quando parte non lo fermi più, anche se dice delle cose veramente vere che condividiamo, Rinaldo. Allora, Manuela Gianetti, ecco, la fragilità, anche a te questa domanda, cos'è per te la fragilità e come riesci nell'arte? Ecco, adesso vediamo anche i quadri di Emanuela per capire, ecco, lei come riesce a far capire l'importanza della fragilità nell'arte. Prego Manuela. Sì, allora, tu lo sai, io mi occupo dell'argomento dei femminicidi, quindi la fragilità sia dell'uomo che della donna. Attraverso i miei quadri io cerco di comunicare emozioni, forza ed energia, mai o quasi negatività, assolutamente. E niente, purtroppo questo argomento se ne continua a parlare. Anche ieri ancora. Anche ieri al TG, appunto, sono state già uccise 4 donne da inizio anno. 8? No, scusami, 8 donne da inizio anno, quindi neanche, cioè deve ancora finire febbraio e già ne sono morte 8. E purtroppo io mi sto rendendo conto che poco si può fare. Ecco, vediamo anche la locandina, Emanuela, cosa succederà sabato qui a Treviso, prego. Sì. Allora, sabato ci sarà l'inaugurazione della mostra Io faccio da relatrice, condotta dal critico d'arte Antonio Castellana, e come ospite avremo la scrittrice Marina Dentri con il suo libro Storie di lei, in cui su un capitolo si parlerà, c'è una descrizione anche proprio di questo argomento dei femminicidi. Parteciperanno 12 artisti, 2 opere per artista, me compresa, e io appunto racconterò e parlerò e affronteremo questo argomento con un grande critico italiano che
adesso insieme a me si sta occupando anche lui di questa piaga sociale. E quindi è una grande anche pubblicità anche a livello proprio italiano, perché affiancandomi lui appunto ha partecipato alla Biennale di Venezia, insomma, poi anche è una voce autorevole, è una diciamo. voce autorevole, ecco, una voce autorevole. È una voce autorevole. Allora guardiamo anche i quadri di Emanuela, per capire. Scusa se ti interrompo, questi quadri sono di un anno fa. Ho portato, ne ho fatti altri, ne ho dipinti altri. Questo ad esempio, Emanuela, dobbiamo correre perché sai che la puntata è veloce. Questo è un quadro importante, quello lì è la donna iraniana ferita dai tabù di spalle, quindi sempre violenza sulle donne. Questo l'ho chiamato I silenzi, sempre della donna nel buio della depressione e della galera, della gabbia dorata in cui si trova, no? Dalla quale non può, questo idem, praticamente la forza e l'energia della donna col bianco che sovrasta il rosso della violenza. Quello è un quadro, ecco, questo invece l'ho intitolato No War, quindi contro la guerra, perché era scoppiata da poco la guerra in Ucraina, quindi il giallo è sempre la forza, la speranza e la forza per uscire dalla violenza della guerra. È un quadro materico fatto con la stoffa, perché io soprattutto dipingo, cioè faccio quadri strutturati, quindi anche argilla su tela, oppure il gesso scagliola. Adesso sto evolvendo ancora di più, faccio anche sculture un po' alla volta, un po', sì. Un po' alla volta, ecco, si scopre artista in vari settori, non solo, sta toccando altre realtà. Però mi occupo sempre di questo argomento, certo, perché adesso ne parlerò l'8 marzo anche con Progetto Donna Veneto, mi hanno invitato con alcune opere per portare avanti appunto il problema della fragilità della donna. Gualtiero, ciao Gualtiero da Musile di Piave. Ciao Gualtiero. Sì, ciao. Buongiorno. Allora io volevo fare perché qua si sta parlando tanto di l'arte dei trattori, dei proteste, eccetera. Sì. Io ho 81 anni, no? Sì. E avevo un'azienda agricola florida, perché la gestivo molto ma molto bene con l'aiuto dei miei figli, e ero arrivato perché facevo uova di qualità e le vendevo bene, ben confezionate, freschissime, extra, eccetera. Però quando è venuto in Europa, l'Europa dell'Est, l'Europa ha aiutato l'agricoltura dell'Est, giustamente, però quando che dopo hanno incominciato a produrre, la Polonia per esempio, gli hanno dato tantissimi soldi, sono arrivati a produrre, ad avere 45 milioni di galline ovaiole, le uova non sapevano cosa fare, non riuscivano a consumarle tutte, perché prima ne avevano poche e erano sfruttate dai russi. È successo che il mercato qui era basso e il mercato era basso, si doveva vendere le uova, non possiamo tenerle noi, e abbiamo iniziato a rimetterci, e tutto il mondo delle uova era in crisi e tantissime aziende sono falliti, hanno chiuso. E uno per esempio che conoscevo bene, un ragazzo di 52 anni, addirittura si è ucciso perché è passato dai debiti. E nessuno ne parla, parlano tutti di latte, di carne, di pomodori, verdure, giustamente, per carità, però io ho visto un dato solo sulle uova, che era tra l'altro anche sbagliato. Io purtroppo ho dovuto chiudere l'azienda perché il mercato era in crisi, sono andato dentro anche su 3 fallimenti di aziende con cui commercializzavo, eccetera, però nessuno ne parla. Se fosse utile portare la mia esperienza a parole, ok,
perché ripeto, volentierissimo Gualtiero, guarda, hai fatto bene a chiamarmi perché ti contatterò. Sì, Gualtiero, guarda, tranquillo che ti chiamerò perché prossimamente farò una trasmissione anche che riguarda gli agricoltori, ma quelli veramente che stanno protestando, che non si sentono, ecco, protetti da nessuno. Ecco, in tanti anni purtroppo sentiamo anche con le associazioni di categoria che non c'è questo feeling che avrebbe dovuto esserci, e perciò io voglio ascoltarli. Perciò Gualtiero ti chiamerò sicuramente, lascia il tuo numero di telefono che poi ti richiameremo. Grazie veramente della telefonata, e purtroppo questo era il grande ricco nord-est fatto da queste persone, da queste realtà, ed è finito tutto, li hanno azzerati completamente quasi, e questa è una vergogna che noi avevamo, perché era un ricco nord-est fatto di creatività, ecco qua, erano dei creativi, si inventavano di tutto e di più per rimanere a galla, però poi capite bene che fin là arrivi, ma se non sei supportato, ecco quanto poco è supportato invece Manuela Gianetti l'arte, ecco anche questa arte molto che veramente poco. Dovrebbe essere molto più supportata, perché arte è benessere, tanto è vero che a Margherita faremo arte e benessere a Villa Margherita. E infatti la tua è un'ottima iniziativa e spero di poter partecipare ancora come artista a Villa Margherita, perché a Treviso, se ci penso, non ci sono gallerie d'arte a parte Spazio 5 che affitta regolarmente agli artisti quello spazio, e si dà molta poca importanza. Invece l'arte anche a livello psicologico aiuta. Io faccio anche qualche lezione di pittura emozionale a delle signore che magari lavorano tutto il giorno, poi alla sera vengono da me e le metto davanti a una tela e dico: buttate fuori, esternate sulla tela tutta la rabbia, lo stress, le gioie, i dolori, e queste mi ascoltano, fanno e escono da me, tutte mi dicono: mi sento più leggera, mi sento più sollevata, ti ringrazio tantissimo Emanuela, appena ho tempo vengo, perché hanno anche poco tempo per... Come tutte, perché poi magari hanno anche una famiglia, quindi è più difficile. Però appunto l'arte è anche terapia, terapeutica, assolutamente. Anche a me ha aiutato tanto i primi anni. Quindi io consiglio anche a chi non sa dipingere, non ha mai preso un pennello in mano, di provare a posso aiutare io o può aiutare qualcun altro a farlo, perché è veramente terapeutico, fa benissimo. Allora Rita Chan, la dottoressa Chan è venuta con me a quella gita meravigliosa che abbiamo fatto a Venezia, dove abbiamo visitato questi musei civici, uno più bello dell'altro, ma quella che mi ha colpito di più, dottoressa Chan, è stata l'accoglienza che abbiamo avuto al Teatro La Fenice, questo direttore generale meraviglioso, il dottor Andrea Henry, dove ha accolto le fragilità con una delicatezza, una competenza, proprio per dare valore tramite l'arte alle fragilità. Ecco, cosa ha provato in quel momento, dottoressa Chan? Cosa ha visto che veramente queste fragilità di un rispetto, di un'educazione, un comportamento, si entrava un po' alla volta, ecco, estasiati dalla bellezza, ecco, l'arte che sposa la fragilità. Prego, dottoressa Chan. Sì, allora, una giornata che mi porto nel cuore, l'ho già detto, è stata una giornata meravigliosa, piena di emozioni, piena di grandi sentimenti. Ho avuto la fortuna di essere ed accompagnare queste persone, che sono persone meravigliose e ti trasmettono un senso di amore e proprio di fragilità che è impressionante. È anche un po' difficile da descrivere, perché è una cosa che la percepisci dentro di te. Non è tanto una cosa che te la insegnano o che ti dicono come devi fare o come non devi fare, no,
la percepisci proprio grazie alla sensibilità che una persona ha. E in questa giornata, in questo momento con il direttore della Fenice, è stato un momento bellissimo dove lui ha accolto i nostri ragazzi in un modo veramente dolce, in un modo particolare, dove loro si sono sentiti parte di quel posto in quel momento. Tanto è vero che chiamava collega, una ragazzina che faceva teatro, si è rivolto a lei dicendo lei collega, è stato bellissimo questa ragazza che lo guardava estasiata, ma soprattutto quello che abbiamo anche notato, che c'era questa la divina in tutte le foto che abbiamo visto all'ingresso, Maria Callas, questa donna potente, fortissima, con una fragilità. Ecco, con una fragilità interiore incredibile. Eppure grazie all'arte lei riusciva a tirarsi fuori da questa fragilità nel momento che cantava, come dice Emanuela Gianetti, nel momento che dipingo riesco a tirare fuori tutta la rabbia o anche la dolcezza che provo in quel momento tramite un quadro o una canzone. Ecco, questa fragilità di noi donne che riusciamo proprio a superare grazie a quello che ci inventiamo, oppure che Madre Natura queste doti ci ha dato, e questo è molto importante. Ecco, guardate che bravo il nostro regista Andrea Basso, è riuscito a trovare le immagini di Villa Margherita della Fenice, guardate le fragilità, guardate che attente sono, guardatele, silenzio ma attenti, ecco, stavano veramente, guardate anche la coppietta che è stata premiata addirittura con il simbolo della Fenice, perciò sono soci della Fenice, guardateli, si sono tenuti sempre per mano, la dottoressa Chan sempre vicino, perché sono situazioni delicate, devi essere là a sorreggere in quel momento. Ora andiamo a vedere proprio invece cosa è successo a Villa Margherita Inclusiva domenica 4 febbraio con il dottor Santoro e la dottoressa Rita Chan. Andiamo a vedere. Quello che c'è dietro è davvero quello che il cuore ci spinge a fare. Allora noi siamo dei professionisti, lavoriamo ogni giorno, ma ci rendiamo conto che questo qui non basta se insieme non c'è questa empatia, questa forza che ci spinge a entrare in sintonia con le persone che curiamo e che ogni giorno trattiamo. Ora io oggi rappresento l'associazione AISVE, Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto. Cosa vuol dire avere una stomia? Stomia vuol dire avere un sacchetto sulla pancia dove il materiale intestinale o la pipì o l'urina esce. Perché? Perché alcuni pazienti vengono operati e non hanno più le loro funzioni normali e regolari. Avere un sacchetto vuol dire cambiare la vita in maniera importante. Alcune persone addirittura si rifiutano di essere operate, preferiscono morire di tumore pur di non avere questo sacchetto. Allora noi oggi veniamo a portare una campagna che è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Incontinenti e Stomizzati, che è un sacco da raccontare. Un sacco è il sacchetto e potete leggere lì delle esperienze nella mostra della stanza accanto, dove persone con questo sacchetto dicono: questo sacchetto ci ha cambiato la vita, ma non in peggio, ma in meglio. Allora un sacco da raccontare è perché con un sacchetto, con questa stomia non si muore, ma si cambia in una vita diversa dove le persone che vivono questa esperienza possono ancora dare tantissimo. E allora noi a Treviso abbiamo un centro nazionale riconosciuto di terzo livello per curare queste persone che prima non avevano nome, non avevano un luogo dove andare. Noi abbiamo creato una casa. Quando vengono questi pazienti, poi darò anche la parola alla dottoressa Chan, che è la coordinatrice del centro, dicono: abbiamo trovato una casa dove venire, una casa in ospedale che abbiamo creato per loro, e questo ci riempie davvero di una immensa soddisfazione. Quindi Mirella, il nostro impegno come professionisti sanitari, ma come persone e come uomini, è quella di essere sempre al fianco per quello che possiamo, in tante difficoltà che ce ne sono ogni giorno, al fianco dei nostri pazienti. Grazie. Grazie.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui oggi come lo è sempre ogni volta che Mirella ci invita in queste manifestazioni. Come diceva il dottor Santoro, noi oggi portiamo qui la nostra un po' esperienza nei confronti di questi pazienti che non sono solo pazienti che hanno bisogno di un supporto medico e infermieristico, ma soprattutto di un supporto psicologico. I nostri pazienti sono famiglia, noi per loro siamo famiglia. Abbiamo aperto le porte con le associazioni anche che ci supportano e ci aiutano in questo percorso e speriamo ogni giorno di dare una speranza in più a persone che pensano che la loro vita sia finita e che sia cambiata in maniera radicale. Cerchiamo di farlo con il cuore, cerchiamo di farlo con la nostra esperienza e cerchiamo di farlo con tutti quanti voi che ci date una mano, ci supportate e ci aiutate a percorrere questa strada difficile. Grazie ancora per questa bella giornata, grazie ancora Mirella per quello che fai. Abbiamo Mirella invece da Riese X. Ciao Mirella. Sì. Ciao Mirella e buongiorno alle signore. Volevo dire che a me piace molto a dipingere e sono tanti anni che dipingo e anche mi piace il bricolage, mi piace a fare dei quadri con le perline anche. Sono molto a piace, insomma, ho cominciato da piccola, avevo 12 anni, andavo a imparare a ricamare e dopo ho cominciato a dipingere, ma quando mi metto a dipingere è come dice la signora, ti viene una voglia e ti passa il tempo e anche è vero. Ti rilassi. È vero, le ore volano. Grazie Mirella di questa telefonata. Adesso risponderà la diretta interessata. Stiamo parlando appunto di pittura, di arte. Emanuela Gianetti, ecco, come commenti questa telefonata? Che sono pienamente d'accordo con la signora perché le ore volano letteralmente. Anch'io quando mi metto nel mio atelier a dipingere non mi accorgo neanche che arriva l'ora di cena, arriva mio marito a casa, non è pronto sì, caro, nulla. povero Andrea. Vabbè, dai, faccio io da mangiare. Perché non me ne accorgo, cioè la tua mente è completamente assorbita dal dover esprimere quello che hai nel cuore, nell'anima. Certo ci vuole non lo dico perché lo faccio, ma ci vuole una grande sensibilità, sì. Assolutamente, e avere la voglia e la forza di mettere in gioco se stessi e far vedere se stessi, perché attraverso i quadri tu guardi l'anima dell'artista. Sì. E quindi ci vuole anche una certa forza e passione, certo. Una grande passione, perché nessuno mi ha chiesto di farlo, non ho bisogno di farlo, ho un bisogno proprio dell'anima per esprimere me stessa, per aiutare gli altri, per aiutare anche, vorrei tanto, queste donne che subiscono violenza, però si devono anche farsi aiutare loro, nel senso che qualcuna giustifica, qualcuna accetta, e quindi accetta cosa? La violenza psicologica, accetta la violenza fisica e vorrei appunto anche con questa mostra che farò a Spazio 5 parlare di questo argomento. Vorrei che venissero tante donne ad ascoltare e ad imparare ad amare se stesse e ad essere forti. Noi donne già nasciamo con una certa forza, no? Siamo diverse rispetto all'uomo che è un po' più, a mio parere, fragile. Però spesso siamo state anche cresciute a giustificare il maschio, no? Soprattutto le donne di una volta. Tanto è vero che ci chiamano ancora crocerossine. Bravissima, e non va assolutamente bene. Prima bisogna amare se stesse, rispettarsi, creare una propria storia che non dipenda da un maschio o da una famiglia e poi andare avanti con un compagno che ti stia accanto e che non ti denigri. Questo è fondamentale, ma purtroppo è un retaggio che abbiamo da anni e anni e anni di sottomissione e
Una volta non si denunciava, ma c'erano queste violenze, c'erano le violenze sessuali, c'era la pedofilia, ma non veniva denunciata. Ad oggi, per fortuna, tante donne non si vergognano più della loro situazione, denunciano, ma mi raccomando, quelle poche che ci sono, non giustificate. Pubblicità. Io sono felice e anche onorato di essere qua e noi vediamo tante situazioni e casi veramente estremi, però di fronte a queste mamme io penso che oggi debba fare silenzio e ascoltare questo dolore e anche portarlo a casa. Anche sono ammirato del coraggio e della forza di volontà per cambiare le cose. Il mio contributo è dire che di fronte a dei relitti umani che incontriamo in strada e a cui nessuno dà futuro, abbiamo incontrato anche genitori con bambini in strada, abbiamo visto che è possibile cambiare le cose, abbiamo visto che nulla è impossibile se ci crediamo e se ci crediamo, come dice Mirella, tutti insieme. Perciò la mia è la voglia di aiutare e contribuire affinché certe battaglie possano arrivare a avere un risultato positivo. Grazie per l'invito. Allora, dottoressa Cian, le fragilità che tocca con mano anche Delfino, questo presidente che veramente se non ci fosse dovremmo inventarlo, pensate loro fanno mensa, vanno ad accogliere anche queste persone anche nei posti più squallidi, cercando di portare una parola di conforto. Perché noi siamo abituati a vedere gli ultimi come degli esseri veramente da mettere in un angolo, da abbandonare, invece devono essere aiutati, non è colpa loro se sono nati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Io dico sempre che il buono e il cattivo c'è in tutti i paesi, non ha colore. E invece purtroppo i messaggi che sono passati sono messaggi devastanti, vengono visti quasi sempre come spacciatori, violentatori e questo non va assolutamente bene, ve lo dice una che ha un banco solidale e sa di cosa parla. Anzi, forse delle volte da queste persone dobbiamo imparare il rispetto che hanno nei nostri confronti. Quando io vi leggo tutti i sabati queste lettere che scrivono al Banco Solidale, come ringraziano e cosa dicono, forse dovremmo riflettere. Ecco, voi dovete capire che gli esempi buoni sono più di quelli cattivi, però vi fanno vedere quelli cattivi, perché così fanno audience, attirano l'attenzione ma hanno attirato anche l'odio, sono riusciti a mettere gli uni contro gli altri. Andiamo a vedere anche queste immagini alla Piani, se nel 2024 è possibile vedere ancora queste cose. È una cosa veramente che mi ha fatto rabbrividire. Voi sapete che io le fragilità non le divido in settori, non le divido neppure per colore o per età. Ecco, andiamo a sentire. La polizia ci ha mandato via, ha detto, via dal parcheggio, nessuno ci ha dato protezione. Fa freddo nel parcheggio, sì, fa troppo freddo. Come facciamo a stare sul pavimento? Come facciamo? Ho un problema agli occhi, questa è la mia cicatrice. Voglio un dottore, per favore, aiutatemi. Please help me, please help, please. Dicono di avere la febbre, di essersi ammalati dopo diversi mesi nel parcheggio della Piani, dove ora fa troppo freddo per dormire. Per questo da 3 giorni si sono spostati qui. Il parcheggio è troppo freddo, ci sono troppi problemi e poi stiamo tutti assieme, tanti si stanno ammalando, ci sono troppi problemi. Un'emergenza a Piani mai risolta, nonostante il comune di Treviso abbia sempre provveduto a sue spese a bonificare l'area e l'intervento della comunità di Sant'Egidio. Ecco i giacidi, i calzetti lasciati asciugare, le immondizie. In questo gruppetto che ha scelto di salire in superficie c'è anche un 36enne del Pakistan appena uscito dall'ospedale, ha il catetere, non lo abbiamo incrociato solo per pochi minuti. Qui non abbiamo né un letto né qualcosa da mangiare. No, nothing. Sono i richiedenti asilo che restano nel limbo in attesa di accoglienza della domanda di protezione internazionale. Quest'uomo ha l'appuntamento fissato solo a maggio. Nel limbo perché non sono di stretta competenza di nessuno. La questura ne gestisce le pratiche, la prefettura l'alloggio, ma solo una volta ottenuto lo status di rifugiato. Il comune, per bocca dell'assessore Gloria Tessarolo, chiarisce: nessuno nega loro un pasto, manderemo un controllo, ma questo caso fa capo a Roma. Il comune non
non ha ulteriori strumenti, perché qui non siamo nell'ambito dell'accoglienza della persona senza fissa dimora, qui siamo nell'ambito del sistema di accoglienza dell'immigrazione e in questo caso dell'immigrazione irregolare. Stiamo in realtà con gli enti locali, anche in accordo con la prefettura, perché i tavoli ci sono stati, cercando di tamponare in mesi particolarmente critici e difficili che sono quelli invernali la situazione, però come dire andando anche oltre come territorio a quella che sarebbe la stretta competenza. Sono certa che la rete di volontariato che abbiamo costruito sul territorio sta lavorando bene, continua Tesserolo con ANCI, c'è una richiesta in regione per iniziare a ragionare sui numeri. Io ovviamente segnalerò a Sant'Egidio e alla polizia locale. Egidio, eccolo qua. Avete sentito? Segnalerò alla Sant'Egidio, così passo il cerino, lo do a qualcun altro, mentre io penso che un comune degno di questo nome, che si chiama servizio sociale, dovrebbe intervenire, anche se non è di competenza, ma di chi è la competenza. Avete sentito, sono persone, come ho detto prima, non penso non sia tutti delinquenti, spacciatori che hanno voglia di vivere così, però se questa è l'accoglienza che continuiamo a dire e a proporre, io mi vergogno di questa accoglienza, ve lo dico sinceramente. Guardate, voi mi conoscete, io non ho problemi né di poltrone né niente, dico quello che penso e trovo sia ingiusto e veramente ignobile trattare persone umane in questa maniera. Ecco, mi sembra di essere ritornata ai tempi veramente che volevo dimenticare, quando vedevamo su questi barconi, su queste navi come erano trattati. Penso che a livello anche psicologico non è cambiato proprio assolutamente niente. Dottoressa Chan, lei tanto che vedeva il messaggio, il video, diceva una cosa importante: anche noi avremo dei paletti, però cerchiamo di superarli e di dare assistenza alle persone che ce lo chiedono. Ecco, vedendo queste immagini cosa prova? È un po' difficile rispondere a questa domanda, Mirella, perché provo un grande senso di impotenza. Ecco, questa è la parola giusta, perché vorrei fare tanto per queste persone, perché non è possibile girarsi dall'altra parte. Però bisogna trovare un modo assolutamente per sistemare questa questione. Sono persone umane, sono persone che hanno diritto, tutto il diritto ad essere comunque accolti, in questo caso dalla comunità nella quale sono arrivati, e bisogna trovare un modo. Se noi come sanitari possiamo fare qualcosa, apriamo le porte anche alla comunità di Sant'Egidio. Io mi rendo disponibile per dare il mio supporto, il mio aiuto per quello che posso fare. Certo che anche noi abbiamo dei limiti, ovviamente, come sistema sanitario e come ospedale, però come persone e come sanitari possiamo metterci a disposizione per quello che possiamo fare nel nostro ambito e nelle nostre competenze, per dare una mano a chi si rende disponibile ad aiutare queste persone. Questo è quello che mi sento di dire oggi di fronte a queste immagini che veramente ci scuotono in maniera pesante. Abbiamo Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, è giusto di salvare tutti questi immigrati, però è troppo comodo andare dal Papa a farsi vedere che hanno salvato tutte queste persone, ma qui in Italia come facciamo, l'Europa, a lasciarceli tutti qui? Non si può andare avanti così, ma con migliaia di persone, e vedere tutta questa miseria che soffrono, che stanno male come noi tutti. E insomma, non capisco perché l'Europa dice intanto accoglieteli e poi verremo a prenderceli. Business. Non vengono più. Quella volta che Salvini hanno detto che è stata sequestrata quella nave lì, non era ferma, non era sequestrata, era solo ancorata, ma potevano venirseli a prendere di tutti i paesi. Inutile dire che è stata sequestrata, ma magari fossero venuti a prendersela qualcuno. Invece non è venuto nessuno. Andiamo avanti così. Vi ringrazio.
Vedi Giusy, tu hai detto una frase che mi ha colpito molto. Tutta questa gente, dove la vedi tutta questa gente così? Io ho visto, cos'erano, 6 persone? Ieri ho parlato con una tassista che gira di giorno e di notte, ha detto la mia città è tranquilla, lo dice una tassista, puoi trovare qualche balordo per carità, però non è una città che può fare paura, io lo dico tutte le mattine, perché io giro, io vado via anche in bicicletta di sera, anche a sera. Può capitarmi di tutto, mi è capitato anche alle 3 del pomeriggio, sono stata assalita da 7 ragazzini, cioè non è che sia così semplice. Il problema è, vedi, che tu senti il messaggio che ti è arrivato, che ho detto prima, migliaia di persone, ma dove le vedete tutte queste migliaia di persone? Dove le vedete? Questa nave non è stata sequestrata, ma è la magistratura che deve decidere, però qualcuno, giustamente, sente qualcuno che parla e ripete quello che dice. E se c'è stato questo problema adesso lo risolveranno, non a caso ci sono i processi, siamo uno Stato di diritto, allora sentiamo i processi e vediamo, però ognuno di noi dopo si sente autorizzato a criticare e a dire anche di queste persone che stanno tutti bene, che arrivano tutti firmati, ma lo sapete che ci sono le migliori case che mandano vagoni di vestiti, di roba, di cellulari, di tutto a queste, non è che se le comprano, perché qua sta passando il messaggio che spendono i soldi anche per salire sui barconi e vestirsi, e le scarpe, avete visto le scarpe, cioè dovete capire che non è questa la realtà del nostro paese. Voi direte, la Mirella difende tutti, no, difendo quelli che hanno bisogno, le fragilità, che sono persone che cercano di inserirsi. Vorrei vedere voi quelli che criticano tanto vivere come vivono queste persone. Avete visto le immagini? Le avete viste? Cosa vuol dire l'Africa in certe situazioni? Cosa fai se tu hai 20 anni, 18 anni? Vivi così o cerchi? Perché non puoi prendere l'aereo, non hai documenti, non puoi prendere la nave. Non lo puoi fare, devi solo scappare clandestinamente. Io non voglio diventare la paladina di queste persone, io sto cercando di aiutare le fragilità. Ma vedete come arrivano i bambini, tutti quei morti sulla spiaggia, ve li ricordate? Ve li ricordate? Vi ricordate quel bambino morto che abbiamo fatto vedere le immagini tante volte col suo papà? Allora cercate di guardare con occhi, li avete a casa, vi manca qualcosa, prendete più pane, più pasta per darla da mangiare a loro, non mi risulta. Perché siete così aspri, così chiusi? I giovani sono diversi, sapete. I giovani non ragionano come ragionate voi. Siamo noi che vediamo male anche i giovani, facciamo tutta di un'erba un fascio. Tutti cattivi, tutti maleducati, non è vero. E la comunità Sant'Egidio, come tante altre, è la dimostrazione che abbiamo questi bravi ragazzi. Emanuela Gianetti, se tu dovessi fare un quadro con il servizio che hai visto, ecco, la donna, invece qui hai visto l'uomo fragile, l'uomo che non ha voce, l'uomo che non può difendersi, che cerca di esprimere tutta l'amarezza, il disagio, lo sconforto, persone anche che hanno bisogno di cure. Ecco, che quadro faresti? Che colore useresti, ad esempio, per far vedere quello che abbiamo visto? I colori sono la tua forza, quelli che riesci a capire. Infatti quando era giù di morale io l'ho vista subito, aveva il grigio e il nero. Poi pian piano che diventava ottimista, vedevi il colore che esplodeva in tutta la sua forza. Prego Emanuela. Sì, esattamente, userei il grigio, il nero, un po' di bianco per un po' di speranza e un po' di azzurro, sempre per la speranza. Sì, mi hanno colpito le immagini. Ti hanno colpito? Sì, non sapevo che lì al Centropiani... Hai visto che condizioni? Sì, in che condizioni. E guarda, ti do pienamente ragione quando hai detto sulla città di Treviso, che è una città tranquilla, perché si parla sempre di baby gang, esatto, di quello che succede, ma effettivamente io ho chiesto anche proprio ai negozianti del centro città come si vive, cioè hanno paura, non hanno paura. Mi hanno detto tutti, no, io sono tranquillissima,
addirittura questa signora esce con i gioielli, non ha nessun timore, ma proprio anch'io sono rimasta un po' così, perché se ascolti quello che ti trasmettono al TG eccetera, è vero che hai un po' paura, no? Certo. E effettivamente io sono sempre in centro storico, tranquillissimo. Sono rimasta... Può capitare, per carità. Per però... carità, sì. Per fortuna Treviso è una città piccola, è contenuta e quindi è chiaro che anche la delinquenza un po'... Esatto. Però sono rimasta veramente basita da quelle immagini. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Allora io voglio intervenire sull'argomento che ho sentito poco fa, però mi riallaccio a quello che ha detto la Giusi poco fa, se non sbaglio che era la Giusi, credo. Sì, la Giusi. Ecco, e allora Mirella, sì è vero, scappa gente disperata, vengono tutti qua eccetera, e va bene insomma, ecco, ok. Però c'è da dire anche un'altra cosa che forse... che alcune persone fanno finta di non capire. Qui abbiamo, da qualche anno a questa parte, abbiamo tantissimi problemi qua in Italia, tantissimi. Sanità, punto uno, e tu lo sai, io ok che cos'ho e non voglio neanche entrare su questo argomento, perché Mirella, apro una parentesi, dopo vado avanti col discorso. Allora, la situazione non si è ancora riallacciata. Per quanto mi riguarda. Lo so, ma non è mica semplice la tua situazione, sai, a livello burocratico. Esatto, brava Mirella, esatto. Poi, punto 2, abbiamo tante situazioni un po' particolari, vedi i giovani col lavoro e tutta una serie di cose. Allora, io dico, perché non cercare di fare in modo di agevolare prima tutte queste situazioni agli anziani, i pensionati e tutte queste robe qua, che di problemi ne abbiamo già fin sopra i capelli. Io non voglio dire che non si può aiutare gli altri, per carità, questo sia chiaro quello che voglio dire. Allora, prima dobbiamo cercare di guardare i problemi in casa nostra, che ne abbiamo fin sopra i capelli. Ok? Il governo sta regalando soldi, e tu lo sai Mirella, a destra manca e questo e quell'altro, però si dimenticano dei nostri noi italiani e cittadini italiani. Ecco. Allora, questo è secondo me la cosa primaria, ok? Ecco, dobbiamo cercare di guardare prima i nostri problemi, che sono tanti, ripeto tanti, ok? In casa nostra, e poi verrà tutto quello che verrà. Ecco, io auguro un buon fine settimana a tutti, Grazie. Anche a te Mirella e alle tue ospiti. Vedi Maurizio, però bisogna dividere anche tra diritti e doveri. Perché se facciamo di tutto un'erba un fascio non ne vediamo fuori. Ci sono diritti e doveri e quando si incontrano le fragilità, indipendentemente dove e quando, si devono aiutare. Questo è il mio motto, lo sai? Ecco, tu lo sai benissimo, perché quando avete bisogno voi chiamate la Mirella, però voi avete il numero della Mirella e Mirella arriva da voi. Ma se io non ho il numero o non so che esistono queste realtà, come le faccio aiutare? Allora io l'ho detto, è inutile, l'ho detto anche a Villa Margherita Inclusiva, è inutile che ci vantiamo di avere più di 7.000 associazioni di volontariato se poi non riusciamo ad arrivare al fragile, perché per la burocrazia, per i paletti, è come non esistessimo. Perché non diventiamo invisibili anche noi? Perché non riusciamo ad aiutare la fragilità? Allora, la fragilità, dottoressa Cian, questa fragilità, questa sanità, com'è la situazione della sanità? Noi vediamo qui tante proteste da Trieste a Padova. Ecco, com'è la situazione? Perché Treviso, ci dice Treviso è un'isola felice, cosa ci dice? Sì, Mirella, devo dire che al di là di quello che si sente, noi a Treviso viviamo una realtà ad oggi che è buona, cerca di comunque soddisfare quelle che sono le richieste del cittadino e soprattutto le richieste dei pazienti. Ovviamente c'è una priorità a quello che sono le urgenze, emergenze che sono
rappresentate da malattie a volte inguaribili, per cui dobbiamo assolutamente dare la precedenza a questi pazienti, però cerchiamo nelle nostre possibilità e negli strumenti che ci offre l'azienda sanitaria nostra oggi comunque di supportare nel modo più veloce anche quelle che sono le esigenze del cittadino. Ferma, perché abbiamo Antonio da Quarto d'Altino, se no mi cade la linea, dottoressa, dobbiamo dare la parola anche ai spettatori. Prego Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Il problema è quello che ci tocca tutti i giorni e sono con te. Nei discorsi che tu hai fatto sono dalla parte di chi ha bisogno. Anche la telefonata precedente mi ha dato un senso di egoismo, perché se noi guardiamo solo nell'orto di casa nostra non vedremo cosa c'è di là della rete. E ho visto quello che c'è alla Piani. Ieri parlavo con mia moglie, che tu conosci bene, e si parlava dico, ma in che mondo vivono queste persone? Dove stiamo? Lappiani, pieno di materassi per terra. Cioè, io dico, si evidenziano tre cose importanti. L'emergenza che si sta trattando, però è quello che sovrasta è l'egoismo, è l'estetica delle persone, perché si fanno belle col cellulare, con questo e quell'altro, e non guardano bene quello che c'è fuori di casa. E bravi tutti quanti a dire che il governo questo, il governo quell'altro, ma quanti si ricordano di quello che tu fai, Mirella? E sai che abbiamo partecipato per il volontariato in altre sedi, per altre cose, e di che umanità c'è bisogno, questo dico io, di che umanità c'è bisogno. E invece la gente si guarda allo specchio, si fa bella, e viva Sanremo, e viva questo e quell'altro. Ci vorranno anche quelle cose, ma dobbiamo tendere la mano a queste persone che da dove vengono non lo sanno, non lo sa nessuno da dove vengono. Io sono figlio di agricoltore e sono approdato qui nel Veneto ancora nel 66, ho avuto un lavoro decente, ho sposato una signora veramente in gamba, di famiglia in gamba, però non ho dimenticato che si era poveri, noi eravamo poveri. E dico sempre grazie a quello che ho avuto e quello che riesco a dare. Vi ringrazio di questa trasmissione, io vi ascolto con piacere e dovere. Grazie caro Antonio, un grande abbraccio. Sai, la parola magica è umanità. Purtroppo qualcuno l'ha persa per strada, ma io spero che la ritrovi anche con queste trasmissioni, con queste immagini, perché abbiamo bisogno proprio, come hai detto tu, di umanità. Ecco, stiamo parlando di persone, non di oggetti e di numeri, e penso che questo sia un dovere, non un diritto ma un dovere. Grazie veramente Antonio. Allora, visto che parliamo di sanità, andiamo a vedere questo servizio a Trieste, visto che parliamo del Friuli Venezia Giulia, tutto funziona, andiamo a vedere a Trieste. Se dopo l'incontro con il presidente della regione Massimiliano Fedriga previsto il 16 febbraio non ci dovesse essere da parte della regione alcun passo indietro, il personale sanitario aderente a CISL, UIL e FIALS potrebbe entrare in sciopero. Durante l'assemblea è stato votato lo stato d'agitazione col mandato di sciopero nel caso in cui le nostre richieste non vengano accolte. Di fatto questo ha deciso l'assemblea svoltasi stamani all'esterno dell'ospedale di Cattinara, conclusasi anzitempo per evitare forti ripercussioni sul traffico e comunque mai trascesa. Il personale ha confermato lo stato di agitazione, una protesta che prende il via dal taglio drastico delle risorse aggiuntive che così si traduce per le tasche dei lavoratori. È il taglio di 300 euro nette in busta paga a partire dal mese di marzo. Non vogliamo che la SUGI completa, territorio isontino-giuliano, ci rimetta €1 da questa ripartizione delle risorse fatta dall'assessore. Quindi noi siamo qui a combattere per il personale e anche per l'utenza, in modo che ci sia una sanità degna di questo nome. Difficile prevedere se esistano e quali siano eventuali margini di trattativa. Drastiche o più sfumate, le posizioni del sindacato sono comunque ferme. Volere e potere, i soldi per la sanità ci sono, quindi basta distribuirle in maniera corretta. Abbiamo un bilancio per la sanità di 3 miliardi e 200 milioni e noi chiediamo di riportare il fondo
per la SUGI e per il bullo garofalo a quello dell'anno 2023. Parliamo di 3 milioni e 200 mila euro. In confronto a 3 miliardi e 200 milioni di bilancio crediamo che non sia un problema trovare queste risorse. Di certo un'arma in più a favore delle parti sociali è rappresentata dalla vicinanza della gente alle istanze del personale sanitario. Nessuno si è lamentato, anche oggi che erano tanti qua, abbiamo quasi bloccato la strada, purtroppo abbiamo dovuto fermare tutto, ma il cittadino si vede anche dalle segnalazioni che fa quotidianamente che apprezza il lavoro svolto dagli operatori sanitari. Per ora dunque tutto è rimandato a venerdì prossimo, giorno in cui Federiga incontrerà separatamente anche la UIL, che secondo alcuni potrebbe essere successivamente coinvolta in un fronte comune. E adesso andiamo a Vicenza, andiamo a vedere Rivolta Sindaci Sanità di Vicenza. Quelli che non ci stanno, quelli che dicono no, quelli che la sanità non si tocca. Loro sono i sindaci della Valle del Lagno. Le coordinate dicono Ovest Vicentino, Ulsotto, Valdagno, Ospedale San Lorenzo. Il primo passo indietro a settembre, quando il pronto soccorso ortopedico nei fine settimana è stato trasferito al Cazzavillan di Arzignano. Il secondo passo indietro è storia di questi giorni, quando i pazienti ricoverati nel reparto di ortopedia nell'ultimo fine settimana sono stati portati dall'ospedale di Valdagno a quello di Arzignano. Venerdì scorso purtroppo 7 ambulanze sono partite da Valdagno in direzione Arzignano per trasferire 7 pazienti che non avrebbero avuto garantite le cure di reparto durante il weekend. Carenza di personale, sembra essere questo il motivo dell'ultima riorganizzazione, sempre lo stesso, per cui la sanità pubblica va ancora una volta in sofferenza. I ricoverati nel reparto di ortopedia nel fine settimana vengono portati dall'ospedale di Valdagno a quello di Arzignano, una soluzione forse temporanea, causata dalla carenza di ortopedici, ma i sindaci contestano innanzitutto i modi, perché dicono è una scelta calata dall'alto e non condivisa. Non c'è mai stata alcuna condivisione di questo progetto, una comunicazione eventualmente, ma personalmente mi sono sempre opposto e ho sempre criticato questo tipo di scelta. I sindaci contestano la forma, ma anche la sostanza. Perché spostare i pazienti con autisti e infermieri, si chiedono, quando bastava spostare un ortopedico? 7 autisti, 7 infermieri, 7 ambulanze, una risorsa sicuramente importante che avrebbe potuto benissimo essere ovviata con la precettazione di un ortopedico da qualche altro ospedale dell'USL 8 Berica. I medici in tutta l'USL 8 ci sono e vanno evidentemente ripartiti ai fini di mantenere quei servizi che i cittadini chiedono. Sindaci furiosi loro, i cittadini, quelli che si battono contro l'impoverimento dell'offerta sanitaria dell'Ovest Vicentino, quelli che chiedono all'Ulsotto un cambio deciso di rotta. Noi sindaci lavoriamo giorno e notte per garantire i servizi ai nostri cittadini, non vogliamo che di notte qualcuno disfi questa tela di Penelope. Lo chiediamo con forza e lo chiediamo con degli atti concreti che diano risposte immediate al nostro territorio. E io aggiungo che i sindaci dovrebbero essere ascoltati perché sono i responsabili della salute dei loro cittadini e hanno il diritto di essere ascoltati e partecipare a questi tavoli prima di prendere certe decisioni. Allora, dottoressa Rita Cian, come ci saluta? Ecco le ultime parole che vuole dire, che appello vuole fare? Devo salutarvi ringraziando innanzitutto l'artista qui presente che ci ha fatto vedere oggi una realtà che per esempio a me era un po' sconosciuta e sicuramente parteciperò all'apertura della mostra alla quale sono molto interessata e dove sicuramente mi porterò a casa un qualche cosa che riguarda anche il mio campo e quello che io affronto ogni giorno, quindi sicuramente mi porto a casa un po' di colore e un po' ancora di forza per affrontare ogni giorno tutte le difficoltà che viviamo e che affrontiamo soprattutto anche non solo con la buona volontà ma anche
parlo per il mio campo, con il grande amore che abbiamo per il nostro lavoro. Ecco, questa è ancora per noi una grande forza, Mirella. Grazie. Per il nostro lavoro. Grazie alla dottoressa Rita Chan, Dipartimento Centro Incontinenza e Stomie ULS 2 Marca Trevigiana, di essere stata con noi. Adesso guardiamo la locandina Stop al femminicidio e poi ci lasciamo con i bellissimi quadri di Emanuela Gianetti. Ne ha fatto tanti, ma sono tutti belli. Uno vale là, lei ha detto sono più vecchi, non importa, sono sempre belli, perché lei li vede alla sua, noi invece li vediamo alla nostra maniera. Allora questa è la locandina, prego Emanuela Gianetti. Grazie. Allora vi aspetto numerosi, sabato 10 febbraio ore 17. Ci sarà il grande critico Antonio Castellana, ospite la scrittrice Marina Denti e io come relatrice, e con comunque 2 quadri miei e 12 artisti da tutta Italia. Quindi la mostra resterà aperta dal 10 al 18 febbraio, chiuso solamente il lunedì e il martedì. Quindi vi aspetto tantissimi. Grazie anche Mirella e grazie Emanuela Gianetti, artista, ma soprattutto che cerca di aiutare queste donne fragili, le persone fragili. Ecco, spero che anche voi abbiate capito l'importanza della parola fragilità. Pubblicità. E vi presento altri ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Mario Sanso, referente provinciale CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Grazie Sanso di essere qui con noi. Grazie anche a Annalisa Ferrarini, segretaria nazionale UNASCA, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. Grazie anche a lei, dottoressa veramente Ferrarini, di essere con noi, perché abbiamo tante cose da chiederle. Cosa sta succedendo nelle strade? Ma che patenti hanno queste, dottoressa? Ma è una roba, un disastro totale, nebbione, ne so, pochissimi che accendono i fanali. Ma si rendono conto che stanno guidando e che non stanno giocando? Poi lo chiederemo alla dottoressa Ferrarini, che ringrazio veramente. Allora partirei proprio con la dottoressa Ferrarini, ma prima abbiamo Gianfranco Valeri da Cesalto, se no mi cade la linea e Gianfranco deve... Ecco, è caduta la linea, ma lo richiameremo. Allora, dottoressa Ferrarini, cosa ci racconta? Allora, niente, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire qualcosa sulla sicurezza stradale, dobbiamo dire qualcosa sul rinnovo delle patenti, che ultimamente stanno un attimo prendendo un po' piede questi problemi, perché effettivamente abbiamo visto che ultimamente questo ultimo incidente che ha provocato purtroppo la morte di 2 persone, quindi questo dobbiamo effettivamente avere un messaggio molto importante. Allora, lei mi chiedeva di rinnovo della patente per queste persone. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che la patente viene rinnovata ogni 10 anni, quindi dobbiamo fare anche una scaletta, ogni 10 anni fino al 50° anno d'età. Dai 50 ai 70 viene rinnovata ogni 5 anni, dai 70 agli 80 ogni 3 anni, oltre gli 80 anni ogni 2 anni. Quindi, scusi, non si è sentito, dottoressa, le ultime parole. Dai 70 agli 80 ogni 3 anni, oltre gli 80 anni ogni 2 anni. Ogni 2 anni. Quindi anche gli ultra ottantenni possono ottenere il rinnovo della patente. In assenza quindi di patologie che compromettono a livello psicofisico la guida delle autovetture, il primo passaggio è quello del medico accertatore, di solito nelle scuole guide oppure nelle ASL, che può fare subito il rinnovo della patente se le condizioni del richiedente è ottimale, oppure richiedere delle integrazioni di documentazioni. In questo caso la persona, il cliente in questo caso, si rivolge al proprio medico di base, dove verrà fatto un certificato anamnestico con le patologie della persona. Quindi l'iter per il rinnovo della patente è molto scrupoloso e può portare diverse soluzioni, anche nel caso eventualmente ci sia qualche piccolo deficit. Si cerca quindi di valutare la situazione nel suo insieme. E va detto quindi che se il medico, in questo caso
non può rinnovare la patente a queste persone, c'è il passaggio alla commissione patente, alla commissione medico locale, dove viene percepito purtroppo da molti anziani con il terrore che appunto non venga più rinnovata la sua patente, che per molti è una fonte molto importante di autonomia, specie se per esempio queste persone vivono da soli o in aree periferiche del territorio lontane. Per questo quindi, una volta valutati tutti i parametri, la Commissione può decretare una concessione temporanea nel caso questa persona non sia idonea nel guidare la patente, oppure una limitazione alla sola guida diurna, oppure stabilendo eventualmente anche un chilometraggio. Proprio la scorsa settimana abbiamo fatto un incontro, si è riunito il tavolo per la sicurezza stradale, che vede un'ASCA tra i soggetti coinvolti insieme a provincia di Treviso, la prefettura, la conferenza dei sindaci e l'ASL 2, l'azienda sanitaria, insieme ad istituzioni e associazioni, e stiamo lavorando sulla prevenzione. Quindi abbiamo anche avviato dei corsi dedicati agli over 65 che offrono loro un ripasso del codice della strada e forniscono quindi un quadro dei rischi alla guida e dei consigli pratici di comportamento sulle strade, che oggi non sono più quelle di una volta, visti i flussi del traffico. Una cosa molto importante, una chicca molto importante, che proprio dobbiamo ancora effettivamente divulgarla, un'ASCA, la nostra associazione, sta firmando una convenzione col Ministero della Disabilità e la FISH, la Federazione Italiana del Superamento dell'Handicap, con la quale si installeranno dei simulatori sia nelle commissioni mediche che nei ministeri, quindi nelle motorizzazioni, per valutare le abilità residue degli individui. In questo modo quindi si ha la possibilità di valutare i riflessi, se sono normali, la vista, l'udito, e quindi in questo caso eventualmente non necessita più della commissione medica. Quindi stiamo importante questo, dottoressa, la ringrazio di averlo detto, importantissimo. Questa è una cosa molto importante, perché stiamo effettivamente vedendo anche noi, perché gli anni ormai sono quelli che sono, e quindi di conseguenza purtroppo ci sono tantissime persone, o purtroppo o bene, che guidano ancora la patente a 80 anni, 85. Questi non è che facciano dei problemi oppure cioè sono un rischio per la circolazione, perché se il medico accertatore conferma la validità della patente, questo a tutti per poter guidare un veicolo. Molto, molto bene, dottoressa Ferrarini, sono proprio contenta di averla ospite questa mattina, perché ci sono delle novità che abbiamo saputo in anteprima. Questo fa molto piacere, perché vuol dire parlare di sicurezza nelle strade. Abbiamo Rino da Boara Polesine. Ciao Rino. Ciao Mirella, sto ascoltando quella dottoressa. Allora, io vedo la domenica, magari faccio un giro così, anche a Rovigo, ci sono persone anziane che prendono la macchina al sabato e alla domenica e sono pericolose. Proprio, io sono in bici, vanno via ai 20 all'ora, fanno una colonna della Madonna che è una cosa assurda. Ti dico, come si fa a lasciare la patente a una persona da 80 anni, 84, 85, che diventa pericolosa? È una cosa che non ritengo giusto, perché come che una persona che quando vede che non è più capace di andare via, andava via in bici, che non è più capace di andare via in bici, fa bene metterla giù. Ma una persona anziana che ha la macchina, che va via in macchina, causa incidenti, quelle persone quando che hanno 80, 82, 83, che ritirare la patente? No, perché causano incidenti a persone che non c'entrano. E non so se hai sentito anche nel discorso, hanno sentito che a Rovigo è zona rossa col discorso dell'inquinamento. Ma dico, hanno fatto, non mi ricordo, giovedì, venerdì, i trattori a Rovigo. Quelli lì andavano a naffeta. Ma dico, l'inquinamento lì non c'era quel momento lì? Mirella, ti ringrazio, buona giornata.
Grazie, grazie. Allora vorrei sentire anche adesso, e ringrazio Mario Sanson di essere con noi, delegato CONI, ecco la sicurezza, ma la sicurezza anche nel mondo dello sport, la sicurezza dovunque vai dovrebbe esserci, nel lavoro, nella scuola, ma ecco come vi state comportando voi? Perché non è sempre semplice risolvere i problemi anche dove si praticano questi sport. Cosa ci dice Sanson? Sì, buongiorno a tutti. Faccio una piccola premessa. Ho io vicino a casa mia, proprio attaccato, vive mio suocero, ha 98 anni in luglio e ha la patente fino a 99 per il momento, perché si rinnova di volta in volta. E tutte queste problematiche che ha accennato anche la dottoressa sono di discussione continua con mio suocero, perché proprio al di là, a parte che ha un fisico perfetto, diremmo, ecco, in certi casi lo ammiro anche rispetto al sottoscritto, ecco. Però voglio dire, lo vedo molto ma molto cosciente di quello che stanno facendo, e lui che prima o poi in qualche occasione disse forse non chiederò più il rinnovo. E queste le problematiche, le situazioni della commissione medica sono tutte cose che conosco benissimo perché ne parliamo, però diremo precludere a prescindere rispetto all'età la possibilità di avere la patente non la vedo una cosa buona, dipende da caso a caso. Dipende da caso a caso. Però sicurezza nello sport, abbiamo sentito anche con la pista da bob quanto importante è la sicurezza. Mario Sanson sorride perché sa come la penso sulla pista da bob, però la sicurezza è fondamentale, ecco, sì. Nello sport sono molto attenti, o sbaglio, Sanson? Sì, è chiaro, ci sono delle norme ben precise e con l'ultima riforma dello sport addirittura sono state ribadite, e soprattutto la sicurezza rispetto agli impianti. Esatto. Cioè il controllo continuo degli impianti e in ogni caso anche dei sistemi di sicurezza che devono essere veramente rispettati. E questo, diremmo, il controllo della sicurezza avviene anche quando facciamo una manifestazione pubblica, quando io che ho avuto a fare l'assessore anche delle attività produttive, è veramente un processo molto, come si può dire, seguito e molto attento, diremo, da parte delle istituzioni. La fermo un secondo, Sanson, perché abbiamo Antonio da Padova, se no mi cade la linea. Vai Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Bene, io vorrei parlare non male dei miei coetanei o quelli che sono in macchina perché sono anziani. Gli anziani ogni 2 anni vanno a farsi la visita e spendono soldi perché se hanno bisogno della macchina, spendono anche soldi per farsi riabilitarsi per la patente. E io non trovo giusto che uno deve parlare male perché uno è vecchio, deve stare, non è vero niente, perché noi la nostra politica è che ci scanniamo l'un con l'altro, e invece io non mi scanno contro gli anziani, io mi scanno contro governi, contro queste gestioni qua delle strade che fanno schifo, pieno di buche, una cosa, guarda Mirella, io giro per la strada, vado anche delle volte in pullman, ma ha mai provato col pullman da Chiove di Sacco andare a Padova? È tutto un tutum. Ma io dico, ma la sicurezza? Allora, la sicurezza noi diciamo che ogni 2 anni devo farmi la patente, rinnovarla, ogni 2 anni devo andare a fare la revisione della macchina e spendo soldi, e che tutte le strade assassinate. Ma come, Dio santo? Io mi devo preoccupare della mia macchina, ma tu Stato della viabilità della strada non ti preoccupi mica, Dio santo, che poi dopo non parliamo del ponte Morandi, che la gente va in ferie e poi casca il ponte. Io sono stufo di fare la lotta tra poveri, bisogna che ci imponiamo contro questo sistema qua, Dio santo. Guarda Mirella, andai 1 anno in Slovenia, dico la verità, giuro, ho girato mari e monti in Slovenia,
non ho trovato una buca, tutte le strade erano perfette. In Italia, dico la verità, in Italia è bella, ma come cornice fa schifo. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le critiche, le riflessioni di Antonio da Padova. Dottoressa Ferrarini, a volte ricevo molte telefonate che dicono invece di fare proprio di studiare il motore, anche perché ormai se si ferma la macchina lasciamo là, non è impossibile, fare più guide, essere più attenti alla guida, ma soprattutto quello che notiamo è che è vero che anche le persone diversamente giovani, dottoressa come le chiamo io, provocano incidenti, hanno problemi, però la realtà è che i morti che vediamo sulle strade, se non è per malore o per qualche problema, sono dei giovani, questi giovani che non si rendono conto dell'importanza di guidare, la serietà di guidare. Abbiamo sentito, non so se sarà vero, questo ultimo incidente di quella ragazza di Crocetta, purtroppo che non c'è più, che aveva la patente sospesa eppure si era messa alla guida. Perché questa superficialità? Perché anche questa legge che non si capisce? Io ho avuto queste mamme, dottoressa Ferrarini, anzi la inviterò a un convegno che faremo a parlare, che hanno perso i loro figli, pensate, negli incidenti stradali, l'avete sentito, il dramma, la disgrazia, ecco, neppure una scusa, una telefonata poi da questi pirati, da questi delinquenti nel vero senso della parola, che avevano già ucciso e hanno ripetuto il dramma e ancora morti. Ecco, perché la responsabilità, ecco, voi cosa fate, dottoressa, quando avete questi ragazzi? Ma si rendono conto che anche la 500 è una bomba in mano? Prego, dottoressa Ferrarini. Beh, effettivamente quando noi facciamo le lezioni sia teoriche che pratiche, abbiamo i ragazzi, prima di tutto dobbiamo dire che questi ragazzi non prendono come superficialità la patente, anzi adesso stiamo anche mettendo in campo un'altra figura, oltre agli insegnanti di teoria, anche una psicologa del traffico, in modo tale che possa portare anche un esempio proprio pratico a questi ragazzi, fargli conoscere appunto che ci sono delle pericolosità andando in macchina. Come ho sempre detto, quando tu hai la macchina in mano, quando tu guidi, hai come sempre un'arma carica, quindi devi fare attenzione. La velocità purtroppo è in primis, oltre alla distrazione, perché adesso c'è anche la distrazione del telefonino, del messaggio, della chiamata, eccetera. Purtroppo questo sono le cause principali degli incidenti stradali. Dottoressa, la fermo un secondo perché è ritornato Gianfranco Valeri, se no ricade la linea. Vai Gianfranco, poi riprendiamo dottoressa Ferrarini. Prego Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo proprio alla dottoressa. Dottoressa, io ho fatto tra carabinieri più di 40 anni di servizio e una volta, adesso più di 10 anni che manco, ecco, quando siamo partiti noi, quando ero io in servizio, erano centinaia di pattuglie sulla strada perché non c'era tutta questa tecnologia. E poi circa 25 anni fa è iniziato il primo telelaser, ma eravamo sulla strada e tutto. Adesso vede tutta questa tecnologia, però se lei le pattuglie sulla strada non se ne vedono più. Ecco, praticamente io dico che la presenza fisica è determinante e la presenza fisica praticamente non comporta un costo zero perché le sanzioni amministrative, che anche se guardiamo il codice della strada andrebbero a pagare gli agenti per mettere a posto le strade e tutto. Io che sono estraneo, giustamente come dice la Mirella, quando arriva nel suo ufficio per la strada mette gente senza fari, li vedo anch'io, tanta gente col telefonino li vedo anch'io, e tutte queste cose li vedo anch'io, e poi praticamente però pattuglie zero. Io prima di andare ancora in pensione dicevo che ci vuole la pattuglia civetta, in modo che la gente non sappia chi è, perché quando uno commette un'infrazione pesante si aziona il pulsante, vengono fuori i lampeggianti, si ferma, si sanziona, e tutto questo sarebbe veramente bello, perché così se lei può fare centinaia di chilometri non si vede mai nessuno. Poi volevo aspettare una cosa sulle persone anziane. Adesso non so se è cambiato perché purtroppo però quando ero io in servizio le persone anziane erano meno pericolose, ha capito il discorso dei giovani neopotentati.
Io dicevo sempre, quando mi avevano patentati prendevano la patente, se avevano la fortuna di prendere qualche paura, allora andavano un po' piano, e erano sempre i soliti, dovevano sempre sanzionare, però ci vuole la presenza fisica sulla strada. Volevo il suo parere, buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, sei riuscito a prendere la linea finalmente. Prego, dottoressa Ferrarini. Allora, la presenza sulle strade effettivamente sarebbe importante, però purtroppo penso che le forze dell'ordine siano quelle che siano, nel senso che i numeri, come tutte nelle associazioni, eccetera, sono in pochi, quindi di conseguenza il problema è che ci sono poche persone che possono fare questi controlli, e quindi probabilmente c'è un problema di fondo, c'è un problema statale in questo caso, quindi probabilmente mettono questi telelaser per fare in modo appunto di prima di tutto dare un deterrente, fare un deterrente per la velocità, quindi per andare piano. Dottoressa, cosa ne pensa proprio di quello che sta succedendo con queste veramente devastazioni che stanno facendo, che poi paghiamo noi? Oltretutto vorrei che qualcuno lo capisse questo, perché sta veramente preoccupando. Certo che se ognuno rispettasse i limiti di velocità non ci sarebbe nessun problema, ma mi sembra che si arrampicano un po' sugli specchi. Se è a 50 vai a 50 punto, ma non riesco a fare i 30, poi non ne parliamo. Guardi dottoressa, non vengono accettati proprio i 30, se potessero abolirli abolirei molti, non tutti, molti. Cosa ne pensa dottoressa? Allora, dei 30 km orari posti nelle strade, nei centri città, perché di solito sono messi questi limiti nei centri, non sono così sbagliati, in quanto l'hanno fatto, oltre che per l'inquinamento, anche perché quando noi andiamo ad una velocità di 30 km orari, il nostro spazio totale di arresto è di circa 9 metri. Quindi in 9 metri riesci a vedere la persona eventualmente che attraversa la strada, il bambino che cade per terra con la bicicletta, cioè si può eventualmente intervenire immediatamente. Se invece noi in questi centri andremo alla velocità di 50 km orari, lo spazio totale d'arresto sarebbe di circa 25 metri. In 25 metri purtroppo abbiamo già causato l'incidente e tante volte il morto. Avete ascoltato? Ecco. Avete ascoltato quanto chiara è stata la dottoressa Ferrarini? Cioè ascoltate bene, non sentite, ascoltate. Dottoressa, abbiamo Sandra da Padova. Sandra, mi raccomando, breve, vai Sandra. Sì, ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io ho la patente da tanti anni e ho chilometri sulle spalle, però vedo molta diseducazione, più che degli anziani, come cioè qualcuno ha detto gli anziani. Io sono anziana, però io incidenti mi hanno tamponato, non ho mai avuto, sono molto attenta, parlo per me. Poi io ho visto molte ragazze e ragazzi, qui io abito in centro, che sono di una distrazione enorme, cioè quando devi attraversare la strada sulle strisce, quando sono a piedi, è allucinante, cioè hanno il telefonino, con il cambio automatico, io conosco il cambio automatico, devi stare attenta, avere proprio la coscienza, cioè partono perché mettono la marcia sbagliata, cioè è tutta una roba così. Dunque io credo che ci vorrebbe anche per i giovani, invece che aspettare 10 anni, che uno fa tempo anche di ammalarsi, di avere altre problematiche, 5 anni anche i giovani. È chiaro che è una spesa, però d'altra parte se uno vuole la patente, io la patente non la mollo perché fa parte della mia persona. È chiaro che sono anche una persona, spero, coscienziosa, e sono sempre stata fino ad oggi, che nel momento in cui io non sarò più in grado proprio sia fisicamente sia psicologicamente di non guidare più, allora non guido più, chiamerò un taxi. Cioè, voglio dire, bisogna avere coscienza. Purtroppo gli incidenti dei giovani sono causati dalla forte velocità, dal bere, dalla droga, da tutto quello che ne concerne. Poi le pene, scusa Mirella, quel ragazzo che ha ucciso quel bambino di 5 anni a Roma, dov'era?
quello lì è fuori ai domiciliari, cioè allora chiede scusa. Sì, ho capito che chiedi scusa, però a un certo punto hai rovinato una famiglia, cioè la morte di un figlio te la porti addosso per una vita, allora ci devono essere anche delle pene non giuste ma severe, che quello quando avrà la patente, forse, che io sono anche contraria, devono passare tanti anni, cioè devi avere almeno sconti quel gesto che hai fatto perché eri bevuto, perché andavi veloce, se no non serve a niente, E grazie per gli ospiti che sono sempre esaustivi nelle loro risposte. Grazie, io ringrazio te Mirella e la Rete Veneta e salutami Baccialli. Va bene Sandra, sarà fatto anche perché lo vedo quasi tutti i giorni, perciò ve lo saluto. Grazie alla nostra Sandra, lo andiamo a vedere questo servizio incidente Chiara Crocetta del Montello. Quando passava di qua era la mia tosetta, in parole di dialetto così, perché era sempre sorridente, sempre che saltava per dire basta, non la vediamo più purtroppo. Dispiace da morire, una cosa troppo brutta, morire così. Buona, simpatica, aperta, gioviale, sportiva. Aveva tante belle qualità per me. Dopo la ricordo così perché l'ho vista da piccola, aveva 1 anno, quindi l'ho vista crescere. In via Marconi a Crocetta del Montello non c'è pace, solo sconcerto e dolore per la tragica fine di una ragazza a cui era impossibile non voler bene. È morta nel peggiore dei modi in via Fraina col Francui, dove restano le tracce della sbandata letale e un fiore giallo. Sull'incidente costato la vita a Chiara Bortoletto, 25 anni, indagano i carabinieri, ma forse una parola definitiva sulla dinamica potrà arrivare solo dal ragazzo che si trovava in auto con lei, l'amico 23enne di Vidora, ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al Cafoncello. Nelle scorse ore si è risvegliato, ma rimane intubato. Per lui ci sono speranze. Quello che sembra certo al momento è che alla guida dell'auto, una Mazda MX-5 Cabrio, ci fosse Chiara, anche se il mezzo era di proprietà del 23enne. La sbandata dopo una curva, una fuoriuscita autonoma, secca, a terra nessun segno apparente di frenata. A soccorrere i due è stato un cittadino straniero che si stava recando al lavoro in bicicletta. Con ogni probabilità, dicono anche i carabinieri, è riuscito a salvare la vita al ragazzo praticandogli il massaggio cardiaco. Chiara lascia papà Loris, mamma Flora e la sorella Francesca. La madre è rientrata in queste ore dall'estero, dove si era recata a trovare una sorella. Ieri mattina è partita, mi ha detto il marito stamattina, si è partita ieri mattina e quando è arrivata ha saputo la notizia, penso sia tornata, cioè tempo di fare le carte e ritornare indietro, insomma, ecco, non lo so. Comunque guardate, una famiglia meravigliosa. La disperazione, là, basta. Lui non parla, cosa vuoi che faccia? Piange e basta, la figlia è uguale, ma non si può fare niente, basta. Se si riuscisse a sollevare di qualcosa, ma non si riesce a fare niente purtroppo. Attoniti anche gli amici. Victor è titolare del bar che Chiara frequentava. Una persona molto solare, molto vivace, sì, siamo tutti molto sconvolti da quello che è successo, insomma, da quando abbiamo ricevuto la notizia ieri. 2 giorni fa era qua, quindi sì, siamo rimasti tutti molto, sì, non ci credevamo, insomma. La comunità è una famiglia, quindi quando c'è male per qualcuno c'è male un po' per tutti e quindi altro non possiamo che a parole cercare di esprimerlo. Forse l'abbraccio servirebbe di più, ma siamo tutti vicini. Allora, intanto condoglianze a queste famiglie, perché ripeto sono 2 famiglie, una di quella ragazza che non c'è più, di questa Chiara purtroppo che ci ha lasciato, e un'altra di questo ragazzo che è all'ospedale. Però, dottoressa Ferrarini, cosa vuol dire, se è vero, poi vedremo, ecco, patente sospesa? Quando è che sospendono la patente, come chiedeva anche Mario Sanz? Cosa vuol dire patente sospesa? Prego, dottoressa Ferrarini, poi se vuole anche concludere il discorso che stava facendo prima della telefonata di Sandra. Prego. Allora, la patente viene sospesa in determinati casi. Allora, la patente viene sospesa quando, per esempio, non hai più i requisiti psicofisici, quindi probabilmente
non so, può succedere che sia stato fatto un incidente, quindi sotto l'effetto di alcol e di droghe, e quindi viene sospesa per un periodo temporaneo. Dopodiché la patente viene restituita o con un esame, con una certificazione medica, in questo caso sempre dalla commissione medica, perché nel caso tu abbia fatto un incidente sotto l'effetto di alcol o di droga, devi comunque sottoporti a una visita da una commissione medica locale. Oppure può essere fatto un esame di revisione della patente, in questo caso oltre al certificato medico devi anche sostenere un esame teorico e un esame di guida, quindi proprio tra virgolette rifare la patente. Quindi la sospensione della patente viene in determinati casi, non è che ti sospendono la patente così a caso. Quindi dipende dai casi, dipende dalle casistiche. Sì, non facciamo riferimento, però volevamo capire, ecco, cosa vuol dire sospensione della patente quando te la fanno, ed è stata molto chiara. Prego, dottoressa Ferrarini. Altre cose, poi stavamo parlando appunto della sicurezza, di come guidano questi ragazzi. Ma ieri ho ricevuto una telefonata, mi sembra Mirella D'Ariese, dottoressa, no, una mamma di un ragazzo che non c'è più, morto in un incidente stradale, la Nadia, ha detto: ma sì, ma vietiamo i telefonini, poi nelle macchine mettiamo dei televisori addirittura. E allora come facciamo? Cioè, si devono rendere conto che non va bene. Un'altra telefonata invece ha detto: ma perché fanno macchine che vanno a 200 all'ora, sempre più potenti? Devono mettere anche un meccanismo che lui ha detto, adesso non mi ricordo, che potrebbe essere messo nelle macchine, installato nelle macchine, dove tu quando superi la macchina si blocca. Lei cosa ci dice? Lei che è competente in materia? Perché è vero che nelle macchine ormai abbiamo dei televisori che ci insegnano le vie, i percorsi, queste macchine anche truccate molto, che hanno degli aggeggi all'interno, guardate, sono spaventosi. Prego, dottoressa. Ormai la tecnologia c'è anche nelle nostre macchine, quindi di conseguenza i monitor che ci sono nelle macchine ci aiutano eventualmente a non usare il telefono, non prendere in mano il telefono e quindi usare il viva voce, usare il Bluetooth, quindi questo è già un passo importante. Per quanto riguarda anche eventualmente la strada, quindi il vecchio TomTom, ecco che viene sostituito da queste mappe che vediamo appunto nei nostri monitor. Quindi ormai le macchine sono tutte, hanno anche i nuovi dispositivi ADAS che ti danno la possibilità eventualmente di all'occorrenza ti frena la macchina, all'occorrenza ti fa vedere, hai capito, il pericolo, quindi ci sono delle autovetture che ormai sono al passo coi tempi. L'unica cosa è il comportamento umano. Scusate. Il comportamento umano che purtroppo ogni tanto non è preso in considerazione da questi ragazzi. La causa principale quindi quali sono? Sono la distrazione, sono la mancata precedenza, seguono quindi il mancato rispetto della distanza di sicurezza, quello che si parlava prima, le manovre irregolari. Però dobbiamo anche fare presente che cosa? Che l'educazione si fa quando si nasce, si parte dalle famiglie. Noi tutto quello che possiamo fare lo facciamo da anni, lo abbiamo sempre fatto nelle nostre scuole, con i nostri ragazzi. Quindi dobbiamo anche capire che durante una lezione noi gli spieghiamo tutto quello che succede sulla strada, tutti i segnali, tutto il comportamento, tutte le manovre, e dovrebbe esserci che ci fosse una formazione obbligatoria per approfondire appunto le competenze, con il focus anche sul soccorso stradale, sulla percezione del rischio, sull'uso di alcol e di droghe. Quindi però dovrebbe essere una formazione obbligatoria anche non solamente con le guide ma anche per le teorie. Grazie dottoressa Ferrarini, facciamo riposare la dottoressa perché ha spiegato anche molto bene, spero che abbiate ascoltato quali sono i problemi. Sta a noi quando usciamo di casa avere rispetto del prossimo, non solo di noi stessi ma anche del prossimo, e vedrete che se tutte le cose che ha detto la dottoressa Ferrarini, la distanza, la velocità, il rispetto, le manovre errate, ecco, forse eviteremo tanti incidenti. Allora andiamo a vedere invece l'intervento di Mario Sanso, delegato CONI a Treviso, proprio a Villa Margherita Inclusiva. Le associazioni abbracciano le associazioni, ricordare. Andiamo a sentire.
quali sono le manifestazioni e cosa fa sul territorio il CONI, diremo di Treviso, ma su delega del CONI nazionale. La cosa più importante che noi abbiamo è la giornata nazionale dello sport, che si svolge la prima domenica di giugno di ogni anno. È una delibera del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Repubblica, diremo ancora del 2003. E in quel giorno tutti i comuni sono autorizzati, con la collaborazione nostra, di organizzare questa giornata che dura dalla mattina alla sera, in cui tutte le associazioni espongono le proprie attività e danno la possibilità ai bambini e alle famiglie di partecipare e vedere quale sport potrebbe essere più indicato per i propri figli. Ecco. E noi diamo molta importanza a questo evento perché di solito è fatto in giugno, poi i ragazzi vanno in ferie, in vacanza, e poi all'inizio di settembre abbiamo le iscrizioni che servono molto alle associazioni sportive. Poi volevo, a parte questo qui che è un qualcosa di storico che avevo in ufficio, che riguarda appunto l'emblema del comitato olimpico di Treviso, in sostanza. Ecco, poi era caduto quello. E un'altra cosa importantissima che forse nessuno sa, noi direttamente il CONI segue i centri CONI. Cosa sono i centri CONI? Sono delle associazioni sportive che hanno deciso di fare più attività sportive, ma le fanno sotto il nostro controllo e dunque con dei formatori istruiti direttamente dal CONI e dunque con i crismi ufficiali, quelli a cui noi teniamo parecchio in sostanza. Ecco, bisogna fare più qualche disciplina. In provincia di Treviso fino a qualche anno fa ne avevamo 4, adesso sono riuscito a portarne a 14 e hanno un aiuto, anche un contributo da parte del CONI economico, ma come ripeto, più che sia è l'assistenza che noi diamo dal punto di vista appunto della formazione. Ecco, chi ha il centro CONI può fare anche l'EduCamp. L'EduCamp sono dei centri estivi, come vengono fatti in tutte le altre parti, sotto la nostra giurisdizione, e anche lì con gli stessi principi, e anche lì li aiutiamo. Ecco perché mi ritenevo opportuno, ma dopo bisogna cercare di metterlo a posto, nel senso che... Ecco, perfetto. E poi qual è l'altra attività che volevamo, ma tutti lo sanno, noi siamo un ente pubblico, non siamo un'associazione, però siamo di supporto, chiamiamolo così, alle associazioni sportive, alle federazioni. In provincia di Treviso sono 2530 le associazioni sportive. Abbiamo Carlo da Vicenza, vai Carlo. Ecco, guarda, l'unica cosa che io penso guardando è che di fatto, purtroppo, tutto quello che è avvenuto perché è stata chiamata libertà il consumismo. Il consumismo è alla base di tutte le problematiche di questo mondo. Vi ringrazio del breve intervento. Grazie a te Carlo. Vicenza, tanto è vero che ho iniziato proprio la canzone di Franco Califano questa mattina proprio con questa parola magica, come hai detto tu, perché la trovo molto importante, la mia libertà, perciò mi fa piacere di questa telefonata di Carlo da Vicenza. Allora Mario Sanso, inizia la libertà tua dove finisce la tua, dove inizia però anche la mia. Ecco, libertà nello sport, nello scegliere anche queste discipline, queste famiglie, questi genitori, specialmente nel calcio, che non sempre dovrebbero essere lì, ma si sta a casa se anche meglio qualche volta, con questi ragazzi che dicono basta, lasciami stare. Ecco un appello che vorrei anche che facesse Mario Sanso questa mattina verso queste famiglie, di lasciarli liberi, di decidere, di fare, di sbagliare anche nel mondo dello sport. È fondamentale
È fondamentale lasciare la libertà ai ragazzi di esprimersi nell'attività sportiva che più ritengono piacevole per loro, perché non dimentichiamoci che fino a una certa età dobbiamo sempre dire che lo sport è divertimento, oltre agli altri aspetti dell'aggregazione e anche del rispetto delle regole e tutto. Noi consigliamo che fino all'età di 12 anni, diciamo 10, 11, fino a 12, ecco, il bambino deve avere la possibilità di fare più discipline, in modo tale che poi verso quell'età lì è automatico e viene da sé una scelta da parte del bambino stesso di qual è la disciplina che si può fare. Dobbiamo tenere presente che le federazioni, le associazioni sportive, tutto quel... Ma andiamo a vedere quante discipline sportive esistono in Italia. Sono circa 380, è un dato che forse non riusciamo, ma per dire, io per esempio sabato scorso sono andato a Oderzo alle premiazioni della FIPSAS provinciale, che è la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Sport Subacquei. Loro hanno 30 discipline e dunque c'è, questo per fare un esempio, in ogni contesto, in ogni federazione che ha più, il bambino, il ragazzo può scegliere veramente quella disciplina che più gli confà e dove si diverte di più. Non deve essere pensato come agonismo, ma proprio come divertimento lo sport. Soprattutto a all'età lì, l'agonismo viene dopo. Esatto. E i genitori devono capire questo. Dove hanno la possibilità devono parlare, proprio essere tranquilli e non decidere loro la disciplina. Livio da Padova, ciao Livio. Irela, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. In particolare saluto anche la rappresentante delle autoscuole. Volevo associarmi a quello che diceva, mi sembra fosse Franco Valeri, non so, del Cesalto prima ha telefonato. Mi sembra che abbia parlato dello stato miserando delle strade, dei marciapiedi che abbiamo qui a Padova. È una cosa vergognosa. Le strade piene di buche e vengono rattoppate soltanto con un po' non vengono cementate bene. E volevo fare un appello anche ai rappresentanti delle autoscuole. Fate, non so che non è il vostro campo, ma sollecitate questi comuni a dire che tutte queste buche, non solo buche i marciapiedi per gli anziani, per coloro che sono disabili, sono un pericolo enorme di cadere, di farsi male. E anche le strade con tutte queste buche, con tutte queste di tutto, è una cosa vergognosa, insomma, ma è possibile che il comune non abbia la possibilità di sistemarle un po' queste strade? Perché è una cosa inaccettabile, ecco. Volevo sentire cosa dice la rappresentante delle autoscuole. Grazie. Subito Livio, prima sentiamo anche Mario Sanso che suggeriva qualcosa, ma non ho capito, prego. No, siamo in un periodo, dicevo, ma forse un po' una battuta la mia, ma non troppo, che in questo periodo abbiamo ottime speranze perché andiamo verso le elezioni di un sacco di comuni a livello nel Veneto e dunque speriamo che in questo periodo alcune buche sulle strade. Abbiamo noi un po' il coltello dalla parte del manico, anche questi sindaci che devono battere più forte, diciamo, ecco, perché sono loro poi i responsabili. Allora, dottoressa Ferrarini, ecco questo appello che vogliamo, ma soprattutto lei parlava delle scuole all'interno, a parte che finalmente voi ci avete detto che siete all'interno delle scuole, non so su tutte o in qualcuna, ma io inizierei dall'asilo. Questi bambini all'asilo, guardate, che riescono a capire molto bene
bene, il problema è poi quando vanno a casa e salgono magari nelle macchine con i loro genitori, ne vediamo di tutte e di più, perché sono i genitori che devono essere il primo anello della catena all'insegnamento, ma se non gli dicono di allacciare le cinture oppure li fanno salire davanti, li fanno passare col rosso in bicicletta, Filippo, dove sei? Chissà dov'è Filippo? Cioè dobbiamo anche capire che veramente del rispetto della strada, delle regole della strada, anche questi genitori, ma soprattutto voi anche negli asili. Io inizierei dagli asili. Cosa dice dottoressa Ferrarini? Poi la salutiamo. Allora, effettivamente sul tavolo tecnico della provincia di Treviso abbiamo diviso dei vari laboratori e quindi di conseguenza siamo stati divisi in gruppi e sottogruppi dove appunto ci sono delle persone che si interessano sia dall'asilo che dalle scuole materne, che dalle scuole medie, che dalle scuole superiori e oltre anche gli over 65. Quindi il tavolo della sicurezza indetto dalla provincia di Treviso sta già facendo questo, stiamo già andando negli asili, nelle scuole e stiamo già promuovendo la sicurezza stradale in questo modo. Come dice giustamente lei, fin da quando siamo in macchina con i nostri genitori, dovrebbe essere il genitore il primo maestro di guida, in quanto dovrebbe essere lui il primo a comportarsi bene. Poi il bambino vede il comportamento idoneo del genitore e il bambino automaticamente lo impara. Se invece il genitore dall'altra parte impreca davanti magari c'è una macchina davanti che va piano, magari proprio quelle delle scuole guida che devono andare piano e devono rispettare il limite di velocità in quella determinata strada, oppure magari impreca contro una persona che sta attraversando la strada e non si sbriga, automaticamente anche il bambino assorbe quello che il genitore e quindi impara quello che il genitore dice. Se noi genitori stessimo un attimo più attenti a come ci comportiamo anche in macchina con i nostri figli, probabilmente è lì il primo impatto della sicurezza stradale. Anche perché penso che questo bambino quando va a casa, dopo questi insegnamenti che voi fate, oppure sale in macchina e vede il genitore che non si comporta come gli avete insegnato, dice, mia mamma è andata via con la testa, mio papà ma cosa sta facendo? Perché poi questi bambini ragionano, tanto è vero che chiedono sempre perché. Allora bambini, chiedete ai genitori, ma perché sei così scemo questa mattina? Perché guarda che mi hanno insegnato bene le regole delle strade. Ecco, cercate anche di supportare questo lavoro che stanno facendo questi addetti ai lavori, compresa Annalisa Ferrarini, che saluto e ringrazio per essere stata con noi. Grazie dottoressa Ferrarini, veramente grazie. Buona giornata. Invece Mario Sanso rimane con noi, pubblicità. Noi stiamo vedendo adesso delle foto che a Mirella veramente commuovono, perché io questi personaggi li ho conosciuti tutti, grazie a questo libro che vi faccio vedere, Gente di Treviso, eccolo qua, di Giuseppe Vanzella, che è qui con noi, presente questa mattina, per spiegare proprio l'importanza di questa mostra fotografica Villa Margherita Inclusiva, iniziata domenica 4 febbraio, che andrà poi, potrete visitarla tutti i fine settimana, sabato e domenica del mese di febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30, 18. Ecco, perché queste foto? Gente di Treviso, storie di trevigiani senza storia. Prego Vanzella. Allora, intanto ringrazio Mirella Tuzzato che mi ha voluto qui e saluto tutti i telespettatori. Allora, questo libro, Gente di Treviso, è presentato nell'ambito delle mostre di Villa Margherita dall'associazione culturale che io presiedo di Treviso, che si chiama
Associazione Culturale Piccola Atene, che si occupa di cercare di muovere un po', di sviluppare in qualche modo tutti gli interessi culturali e artistici della città. Noi siamo piccoli, siamo nati da non molto, però ci diamo da fare e organizziamo la manifestazione Libri in Loggia il terzo sabato del mese sotto la Loggia dei Cavalieri in centro a Treviso, con una mostra mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta. Allora, Gente di Treviso. Gente di Treviso è un libro che è stato edito ormai da tanto tempo, nel 2007. È nato sulla possibilità che ebbi all'inizio degli anni 2000 di scrivere alcuni piccoli racconti sul Gazzettino di Treviso. E questi racconti, sviluppati e raccolti, divennero poi il volume Gente di Treviso. Di cosa parla Gente di Treviso? Gente di Treviso parla di personalità non intellettuali, non politiche, non sportive, ma quelle piccole persone che in qualche modo appartengono alla vita di ogni giorno di noi. Piccole persone che hanno allietato con la loro presenza, con la loro simpatia, i decenni che vanno circa dal 1970. Vediamo le immagini di Villa Margherita per cortesia, che così continuiamo la spiegazione, se no non si riesce a capire. Sì, certo. Prego anche le immagini di Villa Margherita, le associazioni, prego. Queste persone tra gli anni 70 e circa il 2000 hanno allietato con il fatto di esistere, di essere, tutti i trevigiani. Fermiamo un attimo l'immagine qui, guardate cosa è riuscito a fare Beppe Vanzella con queste cartografie che si vedono anche dalla strada. Ecco, l'importanza, sembra di toccarli, che stiano salendo le scale per visitare Villa Margherita. Guardate quanto sono belle, l'importanza, ecco, di vedere, guardate sulle scalinate che trovate. Devo dire che il merito è stato assolutamente di Mirella, è stata lei che ha voluto che realizzassi questi cartonati che in qualche modo diciamo mettono in risalto alcuni dei personaggi, dei 28 personaggi di cui parlo nel libro. Queste persone, per chi li ha conosciuti, sono state delle persone che hanno sicuramente rallegrato in qualche modo, o fatto anche pensare, perché in fondo appartengono a un mondo che adesso non esiste più. Allora sentiamo anche il video, andiamo a vedere il servizio col video compreso, perché è simpatico, per far capire anche l'importanza di queste figure che a Mirella mancano veramente tanto. Andiamo. Delle volte indecenti, però che era sto reciproco, ecco, vedete l'umanità che anche loro avevano. Ecco, quando si arrabbiavano era una roba grande, però guardate, vi ricordate, non so, i trevisani, i famosi trevisani, guardate, sono proprio... E adesso andiamo da Perin, grande Perin, dove sei Perin? Eccolo qua. Ecco, e poi questo scultore meraviglioso. Sfuma adesso, sfuma. Allora, abbiamo visto Vanzella queste foto, questi ricordi che fanno ricordare. Ecco, questa Villa Margherita inclusiva, le associazioni abbracciano le associazioni, ricordare, perché erano figure che veramente vivacizzavano, diventava frizzante il centro storico quando li incontravi. Prego. Beh, dobbiamo dire che in effetti tutti questi personaggi di cui parlo nel libro, che ormai sono rimaste anche poche copie, non ho più intenzioni di ristamparlo, perché ne sono state fatte quante? Quasi 5.000. Sentite? È stato un libro di grande risultato. So che nel 2008 fu il quarto libro più venduto a Treviso. Esatto. E non ebbe solo una risonanza locale, perché ebbi allora la fortuna di essere citato da Gianni Mura, che per il quotidiano La Repubblica faceva una rubrica a fine anno, e mi mise tra i 100 italiani da ricordare per l'anno 2007, l'anno del libro. No, queste figure, questi personaggi erano persone semplici. Allora, li ricordiamo i nomi, Giuseppe Vanzella, perché visto che li abbiamo, citiamo anche i loro nomi, così a casa i trevigiani più che altro si ricorderanno.
I trevigiani sicuramente, ma da Ciano Gasper a Ennio Pagnin, a Whisky, a Toe importantissimo. Toe importantissimo perché lui aprì perfino una galleria d'arte che si chiamò La Scaletta e fece arrivare a Treviso quadri di artisti famosi come De Chirico, come tanti altri, che vendette ai professionisti trevigiani. Adesso certi avvocati oppure certi commercialisti si trovano in studio dei quadri che sono stati molto apprezzati per le loro qualità e per l'aumento di valore nel tempo. Magari certi pittori, certi artisti stanno ancora aspettando i proventi, i soldi che Toe poi non riversò mai nelle mani dell'artista. Però oltre a lui, dopo Tralli per esempio, che abbiamo visto anche nei cartonati, Gigi Centolire, un personaggio comparso dal nulla e poi tornato nel nulla, che con il suo carattere, un piccoletto che con un carattere burbero allietava le serate, soprattutto dei giovani sfaccendati che tra gli anni 70-80, cioè parliamo anche chiaro, negli anni 70-80 un giovane frequentava il bar, frequentava le osterie che erano il teatro della città, il punto di aggregazione, l'agorà, dico io sempre. E tra l'altro rendiamoci conto che in 50 anni è cambiato molto anche il modo di vivere. Allora a quel tempo ragazze in giro alla sera non se ne trovavano, non c'erano. Io dall'alto della mia veneranda età posso dire che quando avevo 20 anni alla sera ti trovavi con 4 amici, non c'erano le ragazzine per chiacchierare, per fare quello che volevi. Allora dovevi riversare, diciamo, la tua pulsione ormonale soprattutto verso questi personaggi che ti trovavi là un po' indifesi, un po' così pronti ad accettare anche il momento di diventare una figura interessante. Allora guardiamo il video completo, perché la Mirella è stato tagliato perché abbiamo fatto vedere un'altra cosa, ma quel video là riporta anche un fatto che è accaduto alla Mirella. Io lo voglio ricordare perché ho detto queste figure mi mancano molto. Perché mi mancano molto? Perché mi erano molto vicine. Allora sentite cosa ho raccontato proprio a Villa Margherita Inclusiva, vicino a Gigi Centolire, che mi è capitato. Andiamo a vedere il servizio. Erano degli amici carissimi. Pensate che questo qua mi hanno portato via la bicicletta. Ero disperata perché ero in ritardo. Gli ho detto, mega porta via la bicicletta, cosa faccio? Non state a preoccupare che fra un quarto d'ora ti aga. Mi ha portato la bicicletta. Pensate, perché loro avevano questa rete di conoscenze, che tra loro si conoscevano tutto e la Mirella era intoccabile per loro, perché dava ogni tanto qualcosa, il maglione, perché gli era delle volte indecenti, però che era sto reciproco, ecco, vedete l'umanità che anche loro avevano. Ecco, quando si arrabbiavano era una roba grande, però guardate, vi ricordate, Tralli, vi ricordate, non so, i trevisani, i famosi trevisani, guardate, sono proprio... E adesso andiamo da Perin, grande Perin. Dove sei, Perin? Allora, ho voluto ricordare questo aneddoto, Mario Sanso, perché avete capito cosa voleva dire l'amicizia. Ecco, la serietà dell'amicizia per loro. Era una cosa molto importante e guai chi toccava la Mirella, ve lo dico proprio apertamente, facevano veramente cerchio, qualsiasi cosa avessi bisogno, bastava fare un fischio, lo arrivavano, facevano, mi aiutavano. Ecco, l'importanza di queste figure, della storia, la nostra storia, nello sport,
sport nella città, poi sentiremo il perché della piccola Atene detta e ridetta da Cino Boccazzi, che la chiamava così, la nostra piccola Atene. Ecco, questo nome che ha messo... È stato dato da Dino Buzzati in un articolo sul Corriere della Sera, denominò Treviso la piccola Atene, la piccola Atene di Commisso, di Mazzotti, di Ciro Cristoforetti e poi di prima, logicamente, gli artisti precedenti. Ma perché la piccola Atene? Spieghiamo anche a chi non conosce come mai è nominata piccola Atene Treviso. Piccola Atene perché in qualche modo c'era un centro culturale che poteva un po' riferirsi ai grandi periodi della Grecia classica con i suoi filosofi, e Treviso nel suo piccolo tra gli anni 50, diciamo tra gli anni 40 e gli anni 70 rappresentava un epigono di questa Atene classica attraverso i suoi intellettuali, i suoi artisti, da Aiuti Ravenna, Renato Nesi, Giovanni Barbisan e tantissimi altri. Gino Rossi come scultore, perché abbiamo avuto Arturo le meraviglie, Arturo Martini e Gino Rossi, che però diciamo sono rappresentanti della prima metà del però Novecento. Grandi nell'arte. Sì, sono morti immediatamente dopo la guerra, per cui... Allora Mario Sanso, grande Treviso specialmente nello sport, abbiamo visto veramente dal calcio al rugby, all'atletica leggera, ecco questo grande spazio della Ghirada, della famiglia Benetton che aveva investito molto, ecco grande anche nello sport Treviso. Prego Sanso. Sì, una recente indagine che ho fatto per il Gazzettino, è stato pubblicato a metà gennaio. In sostanza il numero, perché parliamo tanto di associazioni sportive, e appunto abbiamo scoperto, ma io lo sapevo comunque, ecco, che abbiamo nella provincia di Treviso 2539 associazioni sportive. Non è solo Treviso, solo la città di Treviso ne ha 292. È qualcosa di potente, diremmo, se vogliamo. E andiamo dalla società da quelle società che hanno ereditato proprio i risultati e il maggior splendore nei primi anni 2000, diremmo, che ci aveva portato nella speciale classifica delle città più sportive d'Italia, delle province più sportive d'Italia, addirittura al secondo posto un anno, proprio per i risultati in tutte le discipline. E qui è chiaro che i risultati delle squadre Benetton hanno molto inciso, e poi anche questa apertura, questo modo di vedere lo sport, creando quel centro della Ghirada, qualcosa che diremo molte altre realtà hanno cercato di copiare, è tuttora molto attivo della Ghirada. Ecco, nella presentazione diremmo di Veneto, regione europea dello sport, che lo è nel 2024, per quanto riguarda Treviso, appunto si sono mostrati, si è esaltato, allo stesso tempo ricordiamo discusso. anche Sanso, il grande Pinarello, mamma mia, Nanni Pinarello, dobbiamo anche ricordarlo, questo uomo fantastico. Abbiamo prima interloquito durante l'attesa di ciclismo, diremo attualmente è uno delle attività sportive molto rappresentative della provincia di città. A livello mondiale addirittura. Sì. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino! Ciao Mirella, scusa se intanto disturbo. Mai? Mi fa piacere ai vostri interlocutori che ci siano sempre diversi ogni giorno. Volevo solo dire una cosa, ma Campagna Amica e Compagnia Bella, perché vendono così cari i suoi prodotti? E lo dico io perché conosco dei contadini, io abito in città, perché si avvalgono a quello che vendono i supermercati, ci stanno un po' più bassi, ma loro che non hanno spese dirette, perché i prezzi non sono più bassi? Io voglio dire quello.
Ecco, dopo la catena lasciamo stare che sono... Ma parlo di quello che le ho detto, la campagna amica e via discorrendo. Dovrebbero, loro che sono diretti dicono perché loro sono così cari. Pochissima differenza. Grazie, mi scusi, volevo solo dire la mia idea. Mi scusi. Vai tranquillo lì, non devi scusarti, sapete che siamo aperti, potete dire quello che volete, poi noi riprendiamo la discussione. Prego Sanso, il ciclismo numero 1. Sì, in queste particolari, diremo, in queste particolari classifiche che ci collocano a livello in relazione a altre province d'Italia, diremo che il ciclismo la fa molto da padrone nel contesto trevigiano e secondo me con le loro attività per esempio, si guarda l'anno precedente, quest'anno sono stati fatti i mondiali gravel alle Bandie, un evento veramente che ha avuto un successo pauroso e secondo me andrà a incidere anche, è un parametro anche questo nella valutazione, eventi importanti che avvengono nella provincia e diremo come CONI, così sono qua che in qualsiasi evento che parte cerco sempre, se mi chiedono, di dare il mio apporto veramente sconsiderato, nel senso che perché è importante anche questo tipo di messaggio, insomma, diremo. Allora, nel 2023 lo sport è entrato nella Costituzione. La Costituzione è una delle cose più belle che abbiamo, io avevo iniziato anche a leggerla, ho letto anche parecchia, continuerò anche a leggerla, ma soprattutto le regole, la disciplina. Andiamo a vedere allora Raffaele Garisi, Tao Te Chi, che abbiamo queste arti marziali a Villa Margherita Inclusiva. Andiamo a sentire. Io credo che il dolore, che è un po' il tema un po' di questa giornata, di queste associazioni, di queste persone che lottano contro questo dolore, appunto, si debba e si possa trasformare in qualcosa di più, come si è detto, appunto, per aiutare persone che hanno necessità. Quindi io credo che questo dolore possa essere trasformato in qualcosa, come stanno facendo, credo, queste mamme e questi papà. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Tao Te Chi, è un'associazione di arti marziali. Nello specifico noi facciamo capoeira, che è un'arte marziale brasiliana. È un'arte marziale un po' giocosa, che viene fatta con la musica, come avete visto, cantando, in cui non c'è contatto fisico, quindi non c'è violenza. E le persone che si avvicinano a questa arte, noi diciamo cerchiamo di dar loro un po' di disciplina, di fare un'attività che è sana, che è anche artistica, perché appunto gli insegniamo a suonare gli strumenti tipici della capoeira, quindi tutto questo per farli star bene, per farci star bene, perché abbiamo bisogno di star bene. E questa è una possibilità attraverso uno sport, un'arte marziale che noi proponiamo, noi ci divertiamo, cerchiamo di star bene non solo fisicamente attraverso l'attività fisica, ma anche a livello emozionale, a livello mentale, cerchiamo di creare gruppo. Capoeira non si fa da soli, non posso mettermi da solo a suonare, a cantare e a far vedere. Il capoeira si fa in gruppo, è un po' questo lo spirito che mi pare ci sia, lo spirito che ci unisce, ecco, diciamo, con questa giornata. Grazie. A bananera
passare una giornata piena di emozioni. Abbiamo cercato di abbinare anche lo sport che vuol dire veramente rispetto, disciplina verso anche queste associazioni. Hanno più di 50, pensate, che hanno partecipato. Ecco, l'importanza di fare squadra e di fare rete, questo devo ringraziare anche il CONIS e il presidente Dino Ponchio che il delegato Mario Sanson, che mi supportano nelle iniziative. Prego Sanson. Sì, è stata una giornata molto, diremo, importante, ma per quanto mi riguarda, ecco, questo fatto di condividere, diremo, le pene, condividere le situazioni di determinate persone che avevano perso il proprio figlio o al lavoro oppure in un incidente stradale. Veramente l'ho notato che è stato qualcosa di veramente di importante e nello stesso tempo proprio una condivisione tra le varie associazioni, tra le varie persone, che secondo me ha aiutato tutti. Pertanto, come ho specificato prima durante l'intervista, lo sport si pone, diremo, in un contesto che attualmente sta cercando proprio di far sviluppare sempre più quella che è la valenza sociale dello sport. Non prima, fino a qualche anno fa, l'associazione sportiva, diremmo, era un qualcosa di chiuso, o quantomeno che badava solo alla propria disciplina sportiva, ai propri risultati. Adesso, e questo è stato molto avvalorato anche dopo la pandemia, noi cerchiamo e le società lo stanno facendo, abbiamo cercato di dire apritevi, offrite altri prodotti che non sono solo, diremo, la disciplina stessa, ma è vero che molte società è difficile partire e avere questi concetti, questi modi di aprirsi, però ho visto che molte società lo stanno facendo e in questo modo si pongono in un contesto sociale e anche del territorio molto importante, pertanto scattano sinergie bellissime, fortissime, e che diremo vanno anche a convalidare appunto tutti quei concetti educativi che lo sport ha. Allora andiamo a vedere anche questo intervento Baseball Treviso con Giancarlo Rossi. Andiamo a sentire. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti qua a vedere questa mostra fotografica. Sono Rossi Giancarlo, sono il presidente del Treviso Baseball Soft and Furious. Cosa facciamo? Abbiamo ripreso in mano le redini del baseball trevigiano che nasce nel lontano 1966 e si è sempre sviluppato nel territorio con giocatori anche di eccellenza. Dopodiché purtroppo questo sport, bisogna seguirlo, è andato in disuso. Siccome sono un ex giocatore, ho giocato 36 anni, insomma qualcosina, e oggi sono circa 60 che sono in questo mondo, quindi la mia età lo dice tutto, ho pensato che fosse da dare un'opportunità seria ai ragazzi, alle ragazze, di praticare attività sportiva, iniziando a capire qual è il concetto dello sport, che sono le cose fondamentali. Qua c'è tutta una panoramica, se vedete bene poi le foto, abbiamo giocato in spiaggia, abbiamo giocato in piscina. Vogliamo che i ragazzi apprendano lo sport con il sorriso sulle labbra, vogliamo che veramente ci sia un insieme dove possono crearsi realmente per loro dei progetti futuri e iniziare a mettersi in discussione. È una cosa che dico sempre, l'avversario è colui che mi permette di capire dove sono arrivato, quindi sacrificio, regole, rispetto. Mi permettete una battuta che magari può essere cattiva, dico che tante volte i migliori atleti sono orfani, ma per un semplice motivo. Con il tempo che sta correndo, e purtroppo i genitori sono impegnati al lavoro,
sicuramente con i nostri figli non abbiamo quel tempo necessario e sufficiente anche per ascoltarli. E tante volte la società sportiva diventa una zona per cui porto mio figlio e sono libero per 2 ore. No. Per me non è questo, e per me invece il discorso è diverso. Coinvolgimento di tutti. Lo sport è per tutti. Quando parlo di inclusione dico che chiunque può partecipare. Quindi deve essere un insieme, portare a conoscerci e soprattutto, oggi lo dico, nel rispetto delle regole. Questo qua per me è lo sport. Poi i risultati arrivano, siamo tutti contenti. I risultati non arrivano? Benissimo, ci impegniamo. Quindi insegno anche dei ragazzi a fare autocritica costante sia nella vittoria che nella sconfitta. Allora riusciamo a capire veramente dove stiamo. Allora Mario Sanso, questo uomo che sta cercando di mettercela tutta, questo padre, questo allenatore, specialmente il rispetto delle regole, questo sport che pensate è nato anche a Treviso ma non si sapeva molto bene, calcio, pallone, noi palloni, ciclismo, invece c'era anche il baseball. Prego Sanso. Sì, c'è anche il baseball. E in particolare le società più importanti sono proprio dislocate abbastanza equidistanti nella provincia di Treviso, diremmo. Ma quello che sta facendo diremmo, il baseball Treviso è quello che sta propagandando diremmo, il baseball 5, che sarebbe un baseball a 5 e vi sembrerà impossibile, ma è un baseball che si gioca senza la mazza. E pertanto è possibile giocarlo diremo anche nelle palestre, in qualsiasi punto, non occorre diremo, ampi spazi all'aperto, diremo come ci siamo abituati a vedere. E se qualcuno vuol vedere questa nuova disciplina, diremo, che è in voga già in altre parti europee, in Europa. Noi stanno tentando di propagandarla anche adesso. A Aosta c'è anche un qualcosa di importante, ma a Verona. Ecco, comunque sabato e domenica al Palaciconia di Ponzano ci sarà proprio un meeting internazionale di baseball 5. Tutta la giornata diremo del sabato e poi la mattina fino all'1 di domenica 11. E ci saranno, è internazionale, ci sono 8 squadre di cui 2 estere, la Lituania e la Slovenia. Perciò non siate pigri, uscite, venite a vedere Villa Margherita inclusiva, poi andate al Palaciconia Ponzano Veneto, perché veramente le iniziative sono tante. Partecipate, ecco, uscite dalle case, anche se piove non fa niente. Una volta si prendeva tanto di quella pioggia, adesso occhio do gocce, tutti scappano, basta, vero Vanzella, lei centro storico, città, 2 gocce, sparisse tutti. Ecco, soprattutto come ciclista, perché oltre a essere antiquario, scrittore, di tutto e più, lui pratica il ciclismo, fa di quelle chilometri con la... Ma come sono le strade? Poi parliamo anche delle strade, di incidenti stradali, la pericolosità di questi automobilisti, motociclisti, ma anche delle biciclette, perché dobbiamo mettere anche le biciclette che sono pericolose a volte, perché nessuno rispetta niente. Sì. Questo è il problema. Prego. Assolutamente. A me piacerebbe spezzare una lancia in favore dei ciclisti. Devo dire che però qualche volta il ciclista che percorre le nostre strade è un po' indisciplinato, però è una mancanza minore, cioè il fatto che un ciclista sia indisciplinato un po' crea dei problemi al traffico, però se un'auto ti viene addosso i problemi sono assolutamente solo tuoi. Io sono reduce, se posso dire, da un paio di incidenti, non per colpa mia, dove ho veramente rischiato la vita, e dico sempre ad ogni uscita, io faccio circa 4-5 uscite a settimana, per cui il lavoro mi permette di uscire spesso, faccio anche competizioni, sono un competitivo, mi piace fare ciclismo agonistico, nonostante l'età ci sono possibilità anche oltre i 60-70 anni di fare competizioni, fare gare, per cui è un modo di proporsi, di stare bene fisicamente e di divertirsi, però quando tu torni dopo un giro bisogna sempre, come si suol segno dire, della croce, sono arrivata a casa, mi è andata bene. Abbiamo Luana dal Qua Polesime, vuoi Luana?
Sì, buongiorno, senta, vorrei un gran piacere se potessi farmi. Ma senta qua, io ho una sorella a Treviso che la picchiano a casa di cura, che la picchiano, che le danno droghe, che le danno tutto e non vogliono che possa telefonare. Io sono stanca di questa faccenda, cosa devo fare? Le dico di mandarmela a casa, non vogliono. Allora Luana, lascia il tuo numero di telefono perché hai fatto delle accuse pesanti, ecco, per fortuna non hai fatto nomi. Allora Luana, poi ti chiamo nel pomeriggio così mi spieghi bene, tesoro, qual è la situazione, perché questi diversamente giovani vanno ascoltati e supportati, perché la solitudine questa oppure il legame familiare va assolutamente rispettato. Perciò Luana ti chiamerò, sai che non ho la bacchetta magica, lo dico tutte le mattine, ma se posso mettere un sassolino per aiutare queste persone lo farò di sicuro. Un'altra cosa, Giuseppe Vanzella, l'importanza anche di esserci a Villa Margherita, le associazioni, ma soprattutto Beppe Vanzella organizzerà anche in futuro assieme a Villa Margherita Inclusiva e la sottoscritta la storia di Villa Manfrin detta Margherita, perché è una storia bellissima. Lui è un libro antico meraviglioso dove si vedono veramente gli splendori di Villa Margherita Inclusiva. Certo. Prego. Villa Margherita tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento fu proprietà di una famiglia inglese, scozzese per la precisione, la famiglia Lichtenberg, di cui Margherita era appunto la moglie del signor Lichtenberg, mi sembra fossero anche nobili, però non ricordo di che livello, e quando all'inizio del Novecento vendettero all'asta tutta la villa con annessi, con anche tutti gli oggetti antiquariato che avevano, e commissionarono a un fotografo trevigiano che era Umberto Fini la ripresa di tutte le particolarità della villa, dagli edifici, gli interni, le caldaie, tutto per mettere all'asta, e alla fine fu edito questo album in circa 200 immagini fotografiche, un album rarissimo di cui ho rintracciato solo 4 copie in Italia, e per cui io vorrò fare tra le varie mostre, perché dovrò anche parlarti perché avevo delle altre mostre da proporre, e vorrò fare un'esposizione con la Villa Margherita com'era, quando era abitata, quando i giardini erano coltivati, quando c'era il giardino d'inverno con le piante. Allora ricordare continuerà questa famosa frase che abbiamo scritto. Che in ogni caso il rapporto tra quello che è il passato e quello che è il presente serve solo per il futuro. Dobbiamo non vivere solo e esclusivamente la nostra contemporaneità, ma proiettarci sempre verso un futuro che anche io non ho figli, ma per quelli che hanno figli o che hanno nipoti, per il loro futuro. Non devi pensare a te stesso, devi pensare anche alle generazioni che ci seguiranno. Soprattutto partendo esatto. dalle certezze della storia del passato. Allora, ricordare perché appunto Villa Margherita, ma era Villa Manfrin, una storia incredibile di questo uomo che non era nessuno, che è diventato un mecenate, uno degli uomini più ricchi perché aveva questa e funzionava molto bene. Ecco, è riuscito anche a farsi, tanto è stato arrestato, vero, dalla Serenissima, ma poi siccome che senza di lui non potevano andare avanti con il tabacco, lo hanno lasciato libero e veramente ha ripreso questa vita, ma però ha lasciato delle cose meravigliose, perché una volta era così, ecco, non si facevano i cubi, ma si facevano delle opere meravigliose che ce le hanno lasciate perché sono dette a noi. Allora, Mario Sanso, come ci saluta, cosa vuole dire, che appello vuole fare? Siamo in chiusura, prego. Ma volevo così segnalare appunto questa diremo partecipazione, questa sinergia che il CONI offre, diremo, in varie realtà, proprio per i motivi che ho spiegato prima. Ultimamente c'è stato per esempio un protocollo d'intesa con AIDO a livello nazionale,
proprio per sensibilizzare la popolazione sugli aspetti legati alle donazioni di organi, perché nonostante ci siano, però ci sono parecchie persone che aspettano un organo per poter continuare la vita. Ecco, in questa fase anche noi ci daremo da fare per appunto sensibilizzare. Ma volevo... Veloce, sono in chiusura. E poi volevo un attimino anche sottolineare, sempre sotto questo punto di vista, anche diremo il partenariato che riusciamo a dare, per esempio, a un progetto che sta partendo con la provincia di Treviso, che si chiama Progetto Sport ABC, in cui appunto verranno trattati i problemi legati sia agli stili di vita, sia all'inclusione, sia allo sport nella comunità. Dunque, come ho detto, accennato anche prima, utilizzare lo sport come strumento per socializzare. Grazie a Mario Sanso, Giuseppe Vanzella, grazie a voi, La Posta di Mirella. Chubby Checker, cujo nome verdadeiro é Ernest Evans, é um cantor e dançarino norte-americano que ficou famoso por popularizar o famoso twist, um estilo de dança e música que se tornou uma sensação nos anos 1960. Ele nasceu em 3 de outubro de 1941, na Filadélfia, Pensilvânia. A carreira de Chubby Checker decolou em 1960, quando ele lançou o single The Twist. A canção se tornou um enorme sucesso e marcou o início do movimento de dança twist, que envolvia movimentos de quadril e pernas muito característicos. A canção e a dança se tornaram um fenômeno cultural nos Estados Unidos e em todo o mundo, e muitos artistas e músicos da época foram influenciados por esse novo estilo. Chubby Checker continuou a lançar uma série de outros hits relacionados ao twist, incluindo Let's Twist Again e Twist It Up. Ele também fez várias aparições em programas de televisão populares da época, contribuindo para sua crescente fama. Em 1964, casou-se com a Miss Mundo 1962, Katarina Loders, com a qual teve 3 filhos. Embora ele seja mais conhecido por seu papel na popularização do twist, Chubby Checker continuou a trabalhar na indústria da música e lançou vários álbuns ao longo de sua carreira. Seu impacto duradouro na música e na cultura pop fez dele uma figura icônica nos anais da história da música. Em 2008, The Twist foi nomeado o maior hit de todos os tempos pela revista Billboard, que analisou todos os singles que estiverem entre os 10 maiores sucessos das paradas entre os anos de 1958 e 2008. Checker ainda obteve, em julho do mesmo ano, o posto de primeiro lugar na parada de sucessos na categoria Dance, com Knock Down the Walls. Proprietário de seu próprio restaurante, Chubby Checker continua a se apresentar em público regularmente. No Brasil, Chubby Checker também fez sucesso, e suas músicas e o movimento do twist também se tornaram populares por aqui durante os anos 1960. O legado de Chubby Checker na música e na dança ainda é lembrado e apreciado em todo o mundo, incluindo o Brasil. Gostou? Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. We verwachten nog, dan gaat hij draaien zo. Kijk, huppakee. Buigen, pling. Cha cha cha.